Buongiorno e ben ritrovati, buon venerdì, rieccoci in diretta. Siamo ormai alla fine di una settimana importante sotto tanti punti di vista, vuoi perché finalmente si vede una luce in fondo al tunnel per quanto riguarda la pandemia, i dati che stanno arrivando anche oggi dal consueto monitoraggio dell'Istituto Superiore di Sanità, si vedono insomma dati incoraggianti sul fronte dei contagi e soprattutto per quanto riguarda la pressione ospedaliera. Settimana importante perché ha visto la nomina, anzi la riconferma del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che ieri alla Camera ha fatto il giuramento e soprattutto ha fatto un lungo discorso che ha più volte, per ben 55 volte, ottenuto l'applauso dei presenti. È una settimana importante perché sono arrivate anche le nuove misure sul fronte scuola e quarantene. Insomma, sono tanti gli aspetti che hanno caratterizzato questa settimana e soprattutto si guarda adesso con maggiore ottimismo alle prossime settimane, ai prossimi mesi che potrebbero segnare una lenta, progressiva riapertura sul modello di quello che sta accadendo in diversi paesi europei che pian piano allentano le misure restrittive per tornare ad una normalità alla quale tutti quanti aspiriamo. Io saluto l'ospite che è qui con me, che mi farà compagnia in questa prima parte di diretta. Ringrazio Elio Tomasella, che è il presidente di Autobus Operator di Confartigianato Marca Trevigiana. Buongiorno per essere con noi, buongiorno Presidente, grazie. Buongiorno a lei, buongiorno a tutti i telespettatori e un grazie per l'invito. Insieme al Presidente Tomasella parleremo di un settore probabilmente uno dei più penalizzati, perché collegato ad altri settori che hanno pagato caro il prezzo della pandemia. Parliamo appunto dei bus, degli operator, degli NCC, dei taxi, insomma tutto quel trasporto persone collegato diciamo al mondo della scuola, al mondo del turismo che sente la crisi e aspetta risposte concrete da parte della politica. Non so se abbiamo già in collegamento il primo ospite per parlare di un altro settore che punta a ripartire con le dovute misure, ed è quello delle fiere. In attesa che si colleghi l'ospite, Presidente Tomasella, all'appello mancano oltre 2 miliardi di euro di ricavi rispetto a quelle che erano i bilanci nel pre-pandemia. Sì, questa è la cifra che è una cifra che fa paura. Enorme, e purtroppo il turismo, come è stato più volte annunciato anche da persone importanti e politiche, è il settore più penalizzato. E noi facciamo parte della filiera del turismo. Di fatto, perché i pullman, se adesso parliamo di questi, portano i turisti, anche quelli. Di fatto però la nostra categoria è stata penalizzata perché non rientriamo di fatto nel settore turistico, cioè nei ristori che sono stati pensati appositamente per questo settore particolarmente colpito, la nostra categoria è esclusa perché rientriamo nei trasporti. E quindi abbiamo avuto niente di più di qualsiasi azienda, diciamo che le aziende che hanno perso nel fatturato causa la pandemia che ha colpito più o meno tutti varie categorie, la nostra ha avuto gli stessi ristori di tutti, mentre al contrario... Più o meno, mi perdoni se la interrompo, un'azienda di medie dimensioni, di che cifre parliamo per quanto riguarda i ristori? Guardi, i ristori si possono calcolare più o meno in circa il 10% del fatturato, se parliamo del 2020 su 2019, più o meno nei vari ristori, il primo, il secondo e il terzo che abbiamo avuto, che erano in proporzione alla perdita di fatturato calcolato diciamo nel mese di aprile, più o meno hanno riguardato un 10%.
Questo 10%, che per carità sono stati anche abbastanza gestiti velocemente, forse per questo, però sono stati dati magari in maniera a pioggia e non calibrati come dovevano essere. Io mi auguro che per il futuro invece siano attenti a darli veramente alle categorie come la nostra e le altre colpite duramente da questa pandemia. Perché nella prima fase, diciamo, questi soldi sono stati distribuiti un po' a pioggia, perché c'è una grossa differenza tra chi, come noi, produciamo un servizio, noi facciamo il servizio di trasporto, e chi lo commercializza. Cioè non si può mettere sullo stesso piano, è come mettere sullo stesso piano, per carità, un'altra categoria, il ristoratore che perde il pranzo e Groupon che lo vende. La perdita della vendita di Groupon è solo sulla percentuale, il ristoratore che produce il pranzo perde tutto il pranzo, cioè per dire il compenso di tutto il pranzo. E naturalmente uno ha degli investimenti, nel nostro caso parliamo di pullman che costano tantissimi soldi, che non sono stati usati come dovevano essere usati, addirittura nella prima fase eravamo fermi come tutte le attività, poi siamo ripartiti, però questa ripartenza nel caso del turismo, per esempio nel servizio scolastico, chiaramente quando è ripartito le scuole, a parte la DAD che di nuovo poi ha fermato per un periodo, sono ritornati al lavoro normale, e quindi le aziende che hanno servizi scolastici, almeno quel settore ha avuto una ripresa. Lei diceva siamo stati fermi, però il pullman comunque hanno un costo, nel senso che comunque poi si paga l'assicurazione, si paga tutto quello che serve poi per mantenere pronto il mezzo per la ripartenza. Ecco, brava, ha toccato un punto fondamentale. Stando fermi questi autobus hanno forse addirittura più usura che quando viaggiano. Intanto sono passati degli anni, quindi oltre alla perdita, diciamo, perché siamo già 2 anni, con questo sarà il terzo, oltre alla perdita di incassi c'è la svalutazione di questi mezzi, perché sono mezzi, la media massimo, diciamo il valore di un autobus si azzera avvicinandosi al 15° anno di età, quindi 3 anni sono importanti, quindi le nostre aziende stanno pagando non solo la perdita del fatturato, degli incassi, ma stanno subendo una svalutazione proprio totale dell'azienda stessa. Hanno dato la possibilità di sospendere i mutui, chi aveva alcuni hanno continuato a pagare le rate dei leasing, dei finanziamenti. Alcune aziende le hanno sospese. Queste aziende si troveranno a dover pagare il finanziamento di un autobus che di fatto non hanno utilizzato, ma il valore dell'autobus stesso è stato dimezzato rispetto al finanziamento che devono pagare. Questa è una cosa che è drammatica, perché queste aziende si trovano con un autobus, e non solo. Nel frattempo, in giro per l'Europa, sono entrate delle normative nuove, vedi per l'inquinamento, che magari chi ha preso un autobus nuovo è ancora magari utilizzabile. Quell'autobus magari che qualche azienda ha comprato magari usato, ma parliamo comunque di magari un 100 o 150.000 euro, nel frattempo è subentrato il divieto per entrare in alcune città, quindi quando ci sarà la ripartenza non potrà neanche essere utilizzato, per esempio, su determinati percorsi, quindi ulteriormente avrà una svalutazione. La interrompo perché vedo collegato il nostro ospite che in qualche modo si collega, perché il vostro settore ruota intorno anche al mondo delle fiere, dei grandi eventi che giocoforza sono stati fermi o sono ripartiti con lentezze. Allora vado a salutare il presidente di Longarone Fiere, Gianangelo Bellati. Buongiorno, ben ritrovato.
Buongiorno a tutti voi. La seguiamo nel suo viaggio fortunatamente come passeggero, quindi possiamo dialogare tranquillamente. Allora, Presidente, è un 2022 di ripartenza. Intanto ricordiamo che dal 10 febbraio cambia in qualche modo, cambiano le regole anche per quanto riguarda il vostro settore, per quanto riguarda gli accessi con Green Pass, Super Green Pass, insomma si cambia, ci sono delle novità che riguardano anche voi dal 10 febbraio. Sì, ma diciamo che queste novità sicuramente semplificano la vita a tutti, però ecco, non è che sia questo il vero problema. Il nostro problema non sono le formalità, queste facilitazioni che ovviamente con l'allentamento della crisi pandemica ci sono e si stanno verificando. Il discorso è che le imprese devono adesso di nuovo abituarsi a ritornare a promuovere i propri servizi, i propri prodotti, a sentire appunto la necessità di farsi vedere, di farsi conoscere in una situazione che non è più, per esempio, virtuale, ma in una situazione di presenza fisica. E la soddisfazione che abbiamo è che la prossima fiera, che sarà Agrimont, che quindi sarà a fine del mese di marzo, scusate, è una fiera dove abbiamo gli spazi già tutti occupati, cioè ci sono ormai le imprese che tutte le associazioni di categoria, le imprese eccetera che vogliono partecipare ad Agrimont hanno già prenotato gli spazi e questa è sicuramente una cosa per noi molto positiva. Quindi è un 2022 che si annuncia di ritorno, di ripresa e soprattutto di una ripresa di tutto il settore con una concorrenza europea che vi spaventa o siamo pronti per tornare ad essere competitivi anche da questo punto di vista? Allora, il caso della fiera di Longarone è un caso un pochino particolare, no? Perché la nostra è una fiera più piccola e forse l'unica fiera di montagna che c'è in tutta Europa, quindi la concorrenza nei nostri confronti è una concorrenza che è assolutamente limitata. Se guardo le altre fiere più grandi, sì, la concorrenza estera può esserci, ma per esempio guardiamo al caso della Germania. La Germania tutte le sue fiere le ha praticamente o posticipate o annullate, peraltro avendo grandissimi contributi pubblici conveniva loro fare così. Noi invece abbiamo avuto una politica esattamente opposta in tutta Italia, ma anche noi come fiera di Longarone abbiamo invece insistito fortissimamente di fare comunque le fiere. Infatti la fiera del gelato, la manifestazione più importante che noi abbiamo, quella del gelato di novembre-dicembre dell'anno scorso 2021, noi siamo stati gli unici a fare una fiera del gelato in un'epoca così difficile e ce l'abbiamo fatta anche bene, abbiamo avuto un po' di coraggio, forse anche un po' di temerarietà, però ce l'abbiamo fatta, ecco, pochi altri lo hanno fatto, quindi la nostra è una situazione, ribadisco, un po' particolare. Siamo piccoli, però siamo anche un po' particolari. Lei diceva non ci spaventano le nuove normative, non ci spaventa il Super Green Pass, bisogna fare altro, bisogna tornare ad essere presenti sul mercato, a farsi conoscere, a far ricordare quelle che sono le nostre peculiarità. E in che modo si può vincere questa sfida, Presidente? Beh, allora, innanzitutto noi abbiamo delle imprese eccezionali e quindi bisogna che noi puntiamo sulle caratteristiche peculiari delle nostre imprese. Abbiamo imprese altamente competitive, abbiamo imprese con prodotti e servizi che sono iper innovativi, che molti altri non hanno in altre parti del mondo. Dobbiamo mai dimenticare che il Nord Italia ha una capacità di produzione in tutti i settori, ma anche in quello manifatturiero siamo fortissimi. Quindi mettere in evidenza queste caratteristiche, mettere in evidenza il fatto che qui si può lavorare bene, che possiamo essere attrattivi, che conviene fare affari con noi, ma abbiamo tante peculiarità che sono dovuti alla maestria, alla capacità e a questo miracolo economico che continua a esserci sempre. Guardiamo le esportazioni come sono aumentate in questo periodo difficile. Qui noi parliamo sempre di miracolo economico, perché anche in una situazione così difficile riuscire ad aumentare le esportazioni come le hanno aumentate le nostre imprese è qualcosa di grandioso. Possiamo dire che per il rilancio del territorio bellunese una delle parole chiavi è sicuramente turismo? Intanto il turismo, e che lo collegherei all'altra parola chiave, che anche per la fiera è fondamentale, che è l'internazionalizzazione, perché tu devi collegare il turismo appunto con tutto ciò che è internazionalizzazione per poter arrivare ad avere non solo per le imprese tante esportazioni, ma avere tanti imprenditori, turisti, oltre che imprenditori che arrivano a visitare
il nostro paese, le nostre regioni. Quindi internazionalizzazione da una parte, su questo stiamo cercando di lavorare molto, in particolare con gli uffici dell'ICE, dell'Istituto Commercio Estero, le Camere di Commercio italiane all'estero, che sono molto efficienti, ne abbiamo svariate. Dall'altra parte promuovere tramite anche la nuova Fiera del Turismo, di cui faremo la seconda edizione, mentre sarà la quinta per Dolomiti Show con i grandi tour operator, iniziativa che facciamo con la Regione, fare in maniera tale appunto di farci conoscere il più possibile all'estero. E quindi ecco, turismo ma internazionalizzazione sono le due parole chiave. Anche perché all'orizzonte sembrava mancasse tanto, ma in realtà manca davvero poco al traguardo delle Olimpiadi 2026 e anche questo è un obiettivo che va raggiunto con il massimo splendore, anche e soprattutto per il vostro territorio. Esattamente, lei ha fatto benissimo a ricordare le Olimpiadi 2026 perché sembra un traguardo lontano, in realtà è vicinissimo. Il nostro desiderio è anche magari di ampliare la nostra fiera del turismo, mettendo insieme anche delle imprese eccezionali che ci sono per esempio nella zona prealpina, penso solamente al settore turismo, sport legati appunto agli sport soprattutto invernali, penso al settore delle calzature da sport, gli scarponi eccetera. Il nostro sogno è quello di mettere anche insieme queste imprese, lavorare insieme con loro per promuoverle ancora di più di quello che loro bravissimi sono riusciti a fare fino ad oggi, quindi questo nella prospettiva appunto delle Olimpiadi 2026. Presidente, in questo lungo cammino che porterà il Veneto, l'Italia e il Bellunese a questo appuntamento del 2026 c'è la partita della viabilità dalla variante di Longarone alla variante di Cortina, ne hanno parlato l'assessore De Berti, ne ha parlato il presidente Zaia, insomma non si riusciranno a concludere per quella data molto probabilmente, ma comunque sarà un'occasione da non perdere per la nostra regione, per il territorio, proprio per aumentare e migliorare la viabilità che porta al Bellunese e a tutte le località che sono un simbolo del nostro territorio a livello internazionale. Abbiamo perso il collegamento, eccolo qui. Io adesso sento di nuovo. Sì, prego. Quindi sì, assolutamente, le infrastrutture sono, volenti o nolenti, sono sinonimo comunque di crescita e di progresso. Immaginate per esempio il problema dello spopolamento delle zone di montagna, esso sarebbe in gran parte risolto se ci fossero delle infrastrutture più comode e più veloci, perché questo avvicinerebbe i territori di montagna alla pianura e alla produttività della stessa pianura veneta. Per cui si parla di un tema delicatissimo. Io devo dire che però sono molto ottimista, siccome l'Italia si distingue per fare le cose, ahimè, molte volte all'ultimo momento. Ecco, io sono ancora ottimista e speranzoso che comunque le infrastrutture di cui si sta parlando, che sono essenziali per avvicinare la montagna alla pianura, ebbene queste infrastrutture vengano comunque fatte entro il 2026. Mi pare impossibile, ecco, che non si riesca a farlo tenuto conto anche di tutti i finanziamenti, penso al PNR, che in questo momento ci sono. Sarebbe un gravissimo errore non farle, sarebbe una grande sconfitta. L'ultima domanda, Presidente, che 2022 sarà per il mondo delle fiere intorno al quale ruotano tanti settori, quello economico, quello del turismo, degli imprenditori, insomma che 2022 sarà, che prospettive ci sono per la vostra realtà ma in generale per tutto il vostro settore? Allora, noi siamo appunto ottimisti e quindi stiamo notando che le imprese stanno ritornando in fiera, che vogliono ritornare in fiera, che quindi sono interessate a tornare alla normalità. Noi pensiamo che ci sia addirittura, come è stato per il PIL, voi avete visto il PIL come è aumentato nel corso del 2021, ci sono anche buone prospettive del 2022, che appunto ci sia una situazione di reazione e di rinascita, di voglia di rinascita, e quindi noi siamo tendenzialmente molto positivi e molto ottimisti su tutte le fiere, che voi sapete ci sono le fiere di primavera, ma per noi poi sono più importanti ancora le fiere d'autunno, perché abbiamo Arredamont, abbiamo Fiera Foreste, abbiamo la Fiera del Gelato. Ecco, quindi siamo in questa situazione aspettando il ritorno alla normalità, ma noi siamo tendenzialmente molto ottimisti. Ricordiamo l'appuntamento con Agrimont allora. Sì, l'appuntamento con Agrimont è gli ultimi 2 fine settimana di marzo, quindi noi vi invitiamo
a venire. È una fiera interessantissima perché riguarda l'agricoltura e la zootecnia di montagna, è collegata anche alla Fiera delle Foreste a Boston e Nord-Est che faremo a settembre, il secondo fine settimana di settembre, dove anche vedremo, in questo caso Longarone l'anno passato è stato sul Cansiglio, anche questi grandi macchinari che sono in azione per spostare terra, per costruire strade, ma per lavorare con gli alberi, per esempio adesso che ci sono stati problemi con Baia e quindi tutta la tempesta di riordino delle nostre foreste, delle montagne, è tutto collegato comunque con questo sistema di imprese importantissimo che possiamo vedere anche ad Agrimont appunto in marzo, verso fine del mese di marzo. Grazie davvero a Gianangelo Bellati, presidente di Longarone Fiere, grazie davvero per il suo intervento e torneremo ad aggiornarci. Grazie a voi, buona giornata. Buon viaggio, grazie a lei Presidente. Noi dovremo fermarci, se la regia me lo conferma, abbiamo la nostra prima pausa pubblicitaria e poi torniamo insieme al Presidente Tomasella per parlare ancora del trasporto persone. Tra l'altro, Presidente, la domanda che le farò per la pubblicità, lei ha detto si ripartirà con nuove norme europee che sono ancora più vincolanti, ma si partirà anche con un caro gasolio che rischia di mettere in difficoltà. Pubblicità e poi arrivo da lei. Grazie. Rieccoci in diretta, in studio con me c'è Elio Tomasella, presidente Autobus Operator della Confartigianato Marca Trevigiana. Arrivo subito da lei per agganciarci anche a quello che ci ha detto il presidente di Longarone Fiere, ma apriamo una finestra della cronaca e andiamo davanti al Tribunale di Treviso, dove per noi ci sono Simone Merlo insieme a Christian Arboite, perché oggi è la giornata della sentenza attesa, molto probabilmente nel tardo pomeriggio, prima serata per il crack di Veneto Banca. Buongiorno Christian. Sì, buongiorno Francesca, buongiorno a te e a tutti i telespettatori di Antenna 3. Mi trovo all'esterno del Tribunale di Treviso, dove oggi sta andando in scena l'ultimo capitolo della vicenda Veneto Banca, o meglio uno degli ultimi capitoli, perché poi inizieranno nuovi procedimenti già nei prossimi giorni. Oggi parliamo delle prime accuse mosse formalmente dagli organi giudiziari a Vincenzo Consoli, ex amministratore delegato, come sapete, di Veneto Banca. Consoli che è in queste ore, in questi mesi, accusato di diversi capi di imputazione. Sostanzialmente caduto l'accusa di aggiottaggio, resta quella di comunicazioni errate alle autorità di vigilanza. Ma ti do il capo di imputazione corretto, solo un attimo Francesca, perché appunto allora i reati sono quelli di ostacolo alla vigilanza e di falso in prospetto. L'accusa di aggiottaggio è decaduta già nel dicembre del 2021 per avvenuta prescrizione. Un episodio che aveva portato lo stesso procuratore della Repubblica di Treviso, Massimo De Bortoli, a parlare di un fallimento dello Stato. Lo aveva ammesso, e poco fa proprio con Simone Merlo abbiamo parlato nuovamente con Massimo De Bortoli, perché di fatto è un processo che in qualche modo si è già azzoppato, però restano queste due accuse, per l'appunto
ostacolo alla vigilanza e falso in prospetto. La pubblica accusa, la procura ha chiesto 6 anni di reclusione per Consoli, la difesa invece rappresentata dall'avvocato Ermenegildo Costabile chiede la piena assoluzione invece dell'imputato. Le parti civili a loro volta chiedono un risarcimento complessivo di oltre 100 milioni di euro. Queste sono le richieste di fatto sul tavolo. I nodi sono innumerevoli. Scusa, mi tolgo un attimo la mascherina perché non ce la faccio altrimenti. I nodi sono innumerevoli, a partire Francesca, dall'atteggiamento di Consoli. Fu un errore o fu un atteggiamento colpevole? Sapeva o no Consoli che Veneto Banca stava andando di fronte a un default clamoroso, ad un crack che poi ha popolato per mesi le cronache di tutti i giornali locali e nazionali e ha ridotto sul lastrico migliaia di famiglie proprio in Veneto e nel nord-est d'Italia. Su questo verte di fatto il procedimento, su questo atteggiamento soggettivo dell'imputato. Certo, sullo sfondo c'è anche la partita tra Veneto Banca e le autorità di vigilanza del mercato, su tutti la Consob e Banca Italia. C'è poi un'altra distinzione che è emersa anche questa mattina nel corso delle repliche, ovvero quella tra normative prudenziali e normative invece contabili. L'atteggiamento di Consoli è stato davvero un atteggiamento contra legem o più semplicemente è stato un atteggiamento poco prudente? Di questo si è dibattuto anche questa mattina. A prendere la parola per primo è stato per l'appunto Massimo De Bortoli per la Procura della Repubblica, poi ha preso la parola l'avvocato della Consob e ancora quello di Banca Italia. Le conclusioni sono state affidate ovviamente alla difesa rappresentata, come ti dicevo, da Ermenegildo Costabile. Ci sono poi le parti civili e tra le parti civili c'è anche l'avvocato Carlo Anzillo del Foro di Udine. Avvocato, buongiorno innanzitutto. Buongiorno. Ecco, qual è l'atteggiamento, qual è l'umore e quali sono le speranze delle parti civili che lei oggi rappresenta? Le parti civili private, quindi ad eccezione della Consob e della Banca d'Italia, sicuramente restano pregiudicate dalla prescrizione del reato di aggiotaggio, che era quello maggiormente incidente su di loro. Permane il falso in prospetto, quindi noi confidiamo che l'ipotesi di reato, così come è stata rappresentata dalla Procura, abbia retto il vaglio dibattimentale, quindi si possa giungere ad una sentenza di condanna, questo sicuramente. Ecco, complessivamente solo per le sue parti civili parliamo di un risarcimento che ammonta a quanto? Ma nel complesso sui 400.000 euro. Va chiaramente detto che essendoci qua un unico imputato, la possibilità concreta in questo processo di ricavare il risarcimento, ovviamente non ci facciamo illusioni. Però è una sentenza che potrebbe essere rilevante perché pende un procedimento per insolvenza, quindi con contestazione di reati fallimentari, quindi sarebbe un punto di partenza di un certo rilievo da quel punto di vista. Diciamo sarebbe il primo passo per arrivare, diciamo così, o comunque per sperare in una liquidazione. Sì, sarebbe il primo passo per avviare dopo un percorso che è più complesso intendo anche giuridicamente, ma probabilmente più conforme alla reale situazione di quello che è accaduto a Veneto Banca in quegli anni. Insomma. Lei è fiducioso che questo pomeriggio si arrivi ad una sentenza di condanna? Io sì, mi auguro di sì, ritengo che il punto centrale su cui è stato messo l'accento anche dalla Procura, anzi principalmente dalla Procura, e che non va dimenticato, è che quando operava, quando venivano svolte queste contestazioni, questa era una banca cooperativa, cioè era una popolare, questo non va dimenticato, quindi non era una grande società finanziaria, ma aveva principalmente una funzione mutualistica e i rapporti con gli azionisti, che erano prima di tutto soci, doveva essere diverso rispetto a quello che si è viceversa oggettivamente dimostrato con queste operazioni. Quindi questo già di per sé è un'anomalia nella gestione dell'attività bancaria. Diciamo che la natura giuridica delle banche popolari non ha aiutato e non sta
impattando di fatto nel discernimento dal punto di vista giuridico? No, sicuramente. Noi sappiamo che anni fa alcune, 10 di queste banche popolari, così come le cooperative, sono appunto delle strutture cooperative, sono state trasformate in SPA proprio perché le loro dimensioni patrimoniali non erano più compatibili con quella veste giuridica. Però gli anni che qui sono in contestazione sono appieno quelli della cooperativa, anche perché immediatamente dopo la trasformazione sono state messe in liquidazione. Quindi quello imponeva una gestione soprattutto del rapporto finanziario molto diverso da quello che si è preso oggettivamente c'è stato. Grazie davvero Avvocato. Tra l'altro proprio nelle scorse ore Veneto Banca SPA in liquidazione coatta amministrativa, l'acronimo L, ci ha avviato, ha comunicato di fatto di aver assegnato a seguito di un beauty contest, così si chiama in linguaggio tecnico, delle procedure di vendita relative ad alcuni lotti ubicati in Romania, beni materiali e immateriali. Su tutti parliamo di 5 lotti che verranno messi all'asta per un valore di 400.000 euro, tra queste ci sono centinaia di opere d'arte, penso un po' Francesca, tra cui panche del XVII secolo, quadri di inizio Novecento, sculture e cassaforti provenienti da tutta Italia, soprattutto dalla Sicilia. Quindi si stanno vendendo ancora i gioielli di famiglia. Questo significa che il patrimonio in capo alla società per azioni Veneto Banca in liquidazione, lo ripeto, coatta amministrativa, che il patrimonio è ancora cospicuo. Un'ultima notazione: il 12 di febbraio inizia un altro procedimento molto importante con lo stesso console sul banco degli imputati, accanto a Mosè Fagiani, con direttore generale responsabile dell'area commerciale di Veneto Banca, Renato Merlo, responsabile della direzione centrale pianificazione, Andrea Zanatta, funzionario preposto tra l'altro alla determinazione del prezzo delle azioni, e Giuseppe Cais, che della ex Popolare di Montebelluna era stato il responsabile della pianificazione. Tutti sono accusati di associazione a delinquere finalizzata alla truffa. Sarà ancora una volta, ne abbiamo parlato con il procuratore De Bortoli, una corsa contro il tempo, perché il rischio anche per questo procedimento, anche per questi capi di imputazione, è che finisca con la prescrizione. Comunque andiamo per gradi. Oggi c'è questa prima sentenza e quindi c'è molta attesa per capire come andrà a finire. Grazie Cristian, grazie. Naturalmente aggiornaci se ci saranno delle novità, chiedici la linea quando vuoi. Grazie a Cristian Arboit e a Simone Merlo dal Tribunale di Treviso. E torniamo al Presidente Tomasella, collegandoci un po' al discorso del Presidente di Longarone Fiere, Bellati, che ha parlato di questa ripartenza del settore delle fiere, perché in qualche modo il trasporto persone, pensiamo ai taxi, agli NCC, con lo stop delle fiere, dei grandi eventi, dei convegni, sono stati giocoforza bloccati, come ricordiamo per quanto riguarda i pullman, l'azzeramento delle gite scolastiche, delle uscite culturali, insomma di tutto quel mondo che ruota intorno alla formazione e all'istruzione con i viaggi studio, sono stati bloccati. Sì, allora gli NCC sono stati particolarmente colpiti, parliamo delle auto, minibus, proprio dallo stop delle fiere, e quindi mi rincuorano le parole del Presidente che è ottimista per la ripartenza. Poi un'altra cosa, gli NCC sono ancora colpiti dal fatto dell'indice di carico, mentre noi autobus turistici con il Green Pass e le mascherine possiamo caricare, cioè riempire il pullman al 100%, gli NCC hanno l'indice di carico del 50% e questo li sta penalizzando. Speriamo che il legislatore intervenga su questa cosa, perché è un segnale anche di normalità, e ha detto bene il Presidente che c'è bisogno di normalità. Perché tornando per esempio al discorso ai pullman, alle gite turistiche, come ha detto bene lei, sono state fermate le gite scolastiche, i servizi aziendali e quant'altro.
La nostra preoccupazione dei nostri associati è appunto che questa ripartenza, che speriamo avvenga al più presto, nel nostro caso non sarà una ripartenza totale, ma sarà una curva molto lenta, perché noi lavoriamo col trasporto collettivo e proprio queste associazioni, faccio l'esempio della Proloco, che è stata penalizzata e in questi 2 o 3 anni è ferma, che prima faceva la gita, non è che domani c'è la riapertura e organizza la gita, prima deve raggiungere la sua normalità, poi magari penseranno anche alla gita. Questo vale un po' per tutto, quindi lo stesso vale per le aziende, per le fiere, i meeting. Per esempio, col discorso delle videoconferenze, io sono convinto che una parte di questo lavoro non tornerà più come prima. L'azienda che è abituata a fare la videoconferenza in questo tempo, c'è ancora la necessità e la voglia della presenza. Io mi auguro questo. Però magari invece di 4 riunioni all'anno ne faranno una in presenza, le altre continueranno. Lei dice sarà una ripartenza, ma sarà una ripartenza molto molto lenta. Molto lenta, e anche con un cambiamento che sarebbe avvenuto lo stesso probabilmente in questo senso, per esempio, però sarebbe avvenuto molto lentamente. Il Covid invece ha accelerato questo anche per altre attività e non solo per la nostra. Io mi auguro che vengano tenute conto di questi disagi e delle difficoltà economiche che le nostre aziende subiranno. Non solo hanno subito finora, come i danni dello stop degli scuolabus, che stanno aspettando il ristoro, hanno stanziato 20 milioni che stanno distribuendo, hanno distribuito in ordine alfabetico nei comuni, ma sono arrivati fino, mi pare, alla lettera C o D, e gli altri stanno aspettando, ma sono briciole rispetto a quello che hanno perso. Parliamo di un 15% rispetto alle perdite che hanno avuto. Però lo scuolabus poi è ripartito e ci auguriamo che con le nuove normative e appunto col Covid che sta diciamo scemando, chiamiamolo così, ecco, nel caso invece dei pullman questa ripartenza sarà molto lenta. E quindi alcune aziende, come ripeto, hanno sofferenza economica e io mi auguro che ci siano degli stanziamenti, prima di tutto che veniamo riconosciuti come filiera del turismo nel vero senso della parola. Questo è l'augurio che mi faccio. Hanno stanziato dei soldi per i bus scoperti, e non so se sono arrivati o no, perché nella nostra associazione, mi pare, qui a Treviso non c'è nessuno che ce l'ha, mentre per i bus turistici normali per ora non c'è niente di più di quello che hanno dato a pioggia a tutte le aziende. Come si traduce questa sofferenza di cui lei parla nelle aziende? Ci sono aziende che sono a rischio chiusura, ci sono stati dei tagli di personale. Lei prima di iniziare mi diceva io sono stato costretto a riassumere perché qualcuno poi naturalmente ha cercato altre strade e se n'è andato. Sì, c'è una carenza di autisti in generale e quindi alcuni che facevano gli autisti di autobus sono passati al trasporto merci, perché il trasporto merci non si è mai fermato. Quindi adesso con la ripartenza c'è anche questa difficoltà, e poi c'è anche l'invecchiamento delle persone, degli autisti. Hanno portato la patente da 21 a 24 anni, oppure a 21 solo facendo dei corsi veramente impegnativi per ottenere la patente. Sembra che ci sia una discussione e spero che lo approvino, un contributo per i ragazzi che vogliono fare la patente. Da aprile dovrebbe esserci, speriamo che vada a buon fine, un contributo di 2.500 euro fino all'80% per la patente. Questo perché? Perché queste patenti, per esempio, a parte il trasporto persone e il trasporto merci, servono anche un domani, anche nel volontariato, protezione civile, 118, e non solo, ma anche se più ragazzi, anche se fanno un altro lavoro e fanno la patente professionale,
Quando andranno in giro, visto per carità, saranno più responsabili, mi auguro. Quindi anche questo è un segnale che io do, che porti più persone possibili ad avere la patente professionale, ecco. Non solo per noi che siamo di parte, chiaramente, ecco. Prego. Tornando al discorso dei ristori, degli aiuti, come ripeto, siamo coscienti, la nostra associazione è cosciente che i fondi, i soldi che sono disponibili non possono coprire tutte le perdite che abbiamo avuto noi e che hanno avuto anche altri settori, quindi potranno solo in parte. Proprio per questo è molto importante che questi soldi vengano dati in maniera mirata, esatto, e non come abbiamo visto e come a volte le cronache ci fanno vedere, di soldi che vengono dati a chi non è un discorso anche di bisogno, perché giustamente ci sono aziende che magari strutturate, che avevano disponibilità economiche, che, come ripeto, si sono pagati i finanziamenti e tutto, però hanno tirato fuori dal cassetto, come ha detto ieri quella ristoratrice parlando delle bollette del metano che sono arrivate triplicate, hanno tirato fuori il cassetto magari la liquidità che avevano accantonato in 40 anni di attività. Cioè, giustamente è giusto che queste aziende gli ritorni qualcosa per tranquillità, perché in ogni caso questi soldi erano dell'azienda, sarebbero stati messi in investimenti futuri, e quindi anche questo è un problema, cioè, quindi mette in difficoltà. Parliamo per esempio dell'inquinamento. In questo momento parliamo anche della transizione ecologica. Questa cosa costerà alle aziende, per aggiornarsi avranno bisogno di aiuti e della possibilità di liquidità, perché gli investimenti per andare avanti per il futuro saranno, per esempio in questo senso, veramente gravosi per le aziende. Anche perché, lo abbiamo detto prima di fermarci per la pubblicità, si riparte con un caro carburante che è una spada di Damocle, che ieri abbiamo parlato con un suo collega della Confartigianato, Danilo Vendrame, del settore autotrasportatori, che diceva è una situazione tragica che va avanti da tempo e rischiano le aziende, soprattutto magari quelle più piccole, di dover chiudere perché non stanno dentro nei costi, e quindi questo del caro carburante in qualche modo vi interessa in modo diretto. Beh, per il futuro interesserà anche noi. In questo momento non è che noi non lo vediamo, perché il carburante lo usiamo anche noi e costa anche a noi come a loro, però mentre loro stanno lavorando a pieno ritmo e quindi per loro purtroppo l'incidenza del costo del carburante sta diventando un problema, noi ancora lo sentiamo solo in parte, perché i pullman stanno lavorando, chiamiamolo così, a scartamento ridotto. Alcuni pullman sono ancora fermi, altri stanno lavorando per il trasporto pubblico locale in supporto di quello, ma il chilometraggio che fanno, siamo ai livelli del 20-30% chilometri annuali pre-pandemia circa. Quindi chiaramente questo aumento del costo del gasolio si traduce sempre in una perdita di margine di guadagno, però non è così pesante nel nostro caso ancora. Noi saremmo contenti che lo diventi, cioè sarebbe un altro problema, ma questo vorrebbe dire che si è ripartiti, insomma, che siamo in qualche ripartiti. modo. Ecco, quello che appunto il messaggio che voglio dare è alle associazioni, ai gruppi, che in pullman si può ancora viaggiare, perché c'è questo senso del... È una paura il fatto di viaggiare insieme in un ambiente chiuso, esatto, eccetera. È stato dato un messaggio secondo me un po' fuorviante, perché io adesso faccio il mio esempio, mia moglie guida un pulmino, uno dei miei figli lo stesso.
sono passati 2 anni e non ci siamo infettati nessuno. Con questo, per carità, può darsi che domani capiti anche a me, però con le dovute attenzioni i pullman hanno un ricambio d'aria enorme, e allora in aereo sì, in pullman no, cioè diciamo che è stato additato, magari non volontariamente, col discorso dei 30 metri quadri, 50 persone, è stato additato come la causa di tutti i mali, e invece secondo me non è così. Cioè, se uno ha le dovute attenzioni, insomma, uso mascherina, vaccinati e Green Pass per tutti i passeggeri, uno ha un po' di attenzione dove tocca, mette le mani, negli autobus ci sono i dispenser del gel, diciamo che si può ancora viaggiare con un discreto margine di sicurezza. Diciamo che la ripartenza di questi servizi significa davvero la ripartenza di tanti altri settori, quindi significa avvicinarsi alla normalità a cui tutti aspiriamo. Esatto, speriamo in questo. C'è bisogno, quello che si è perso appunto è le associazioni, le persone, io le chiamo l'uomo chiave che organizza la gita, che fa parte del volontariato, queste persone di cui noi abbiamo bisogno. Purtroppo alcune viaggiando anche con persone anziane, sono venute anche a mancare, e non c'è stato un ricambio, essendosi fermato per 3 anni, perché questo è il 3° anno. Non c'è il ricambio anche e questo vale anche per le associazioni, cioè vedo le persone che la persona chiave che appunto si dà da fare, che organizza, deve riabituarsi e prendersi la responsabilità purtroppo di organizzare, di fare qualcosa. Sono un po' stati disincentivati. Io mi auguro che ricomincino a muoversi, a avere la voglia di viaggiare, di stare insieme. Quella c'è sicuramente, è l'importante appunto che ripartano tutti questi settori. Io ringrazio davvero tantissimo Elio Tomasella, presidente Autobus Operator Confartigianato Marca Trevigiana. Grazie Presidente. Insomma, l'appello che arriva dalla vostra categoria è ben chiaro, ben forte, perché anche se si ripartirà sarà una ripartenza lenta, e quindi c'è bisogno di supportare queste aziende con dei contributi e delle risorse a livello nazionale. Grazie a voi, grazie all'Associazione Confartigianato che ci sta aiutando per esporre queste problematiche dei nostri associati, e saluti a tutti gli telespettatori. Grazie davvero Presidente, abbiamo insomma, approfondito un altro tema molto importante, questo di tutti i servizi trasporto persone che stanno soffrendo, hanno sofferto pesantemente, però come ci ha spiegato il Presidente Tomasella non vengono equiparati agli altri operatori del turismo per quanto riguarda tutti quelli che sono stati le voci rientrate nel capitolo ristori, quindi l'appello è quello di supportare queste aziende che rischiano insomma conseguenze importanti per una ripartenza che però arriverà in maniera molto molto lenta. Abbiamo la cronaca, in attesa di collegarci con Venezia, con la nostra Ilaria Marchiori. Vi do 2 notizie di cronaca, una che arriva da Padova con la Guardia di Finanza che ha eseguito un decreto di sequestro preventivo nei confronti del fondatore di un neonato movimento politico. L'uomo è accusato di aver percepito indebitamente il reddito di cittadinanza nel 2021 per un importo complessivo di 3.500 euro che sono corrispondenti a 7 mensilità. L'indagine è stata avviata dalla Procura di Lecce e condotta in collaborazione con l'Agenzia delle Entrate e gli uffici dell'INPS. Abbiamo poi un'altra notizia invece che arriva da Verona ed è
diciamo così, la conclusione delle indagini, perché i carabinieri di Verona hanno arrestato in provincia di Reggio Emilia l'ultimo componente di quella banda. Lo ricorderete che lo scorso 26 agosto a Castelnuovo del Garda, nel veronese per l'appunto, aveva sequestrato un professionista di origini umbre che poi fu rilasciato nel Mantovano, dove venne trovato ferito a colpi di pistola e seviziato. Insomma, si concludono le indagini anche per questa vicenda. Non so se abbiamo in collegamento la nostra Ilaria Marchiori che ci parlerà anche in questo caso delle novità relative all'indagine per un incidente mortale sul lavoro lo scorso 29 novembre al Palazzo del Turismo di Jesolo, dove un operaio perse la vita dopo essere stato letteralmente travolto, investito da una bombola. Intanto, se Ilaria non è ancora arrivata, io vi farei vedere un servizio che in qualche modo ci riguarda da vicino, ed è quello relativo alla televisione digitale e alle preoccupazioni delle emittenti locali per il passaggio, per questo nuovo switch off da marzo. Interviene con parole importanti anche il presidente di ANCI Veneto, Mario Conte. Poi vedo Ilaria, le chiedo ancora di pazientare qualche minuto, poi vado a Venezia da lei. Sentiamo il servizio. L'appello che le TV locali fanno al governo trova anche il supporto dei comuni veneti e di ANCI Veneto, che chiede appunto al governo di dedicare maggior spazio in quella che è la distribuzione delle bande destinato alle TV locali. Si unisce anche il presidente di ANCI Veneto Mario Conte alla richiesta al governo di intervento urgente per consentire la sopravvivenza delle emittenti locali del Veneto, che da marzo rischiano di vedersi oscurare a causa del nuovo switch off in un'ampia porzione di territorio regionale. Quelle TV locali attraverso le quali passa l'informazione, quella quotidiana, delle istituzioni che tengono costantemente aggiornati i nostri cittadini. Con questo cambio di banda si rischia che alcuni territori restino completamente isolati dall'informazione locale, e soprattutto si vanno a mettere in difficoltà le TV che vedono mettere anche a rischio i posti di lavoro. Dopo il sindacato regionale dei giornalisti e l'SLC-CGIL, anche l'ANCI manifesta tutta la sua preoccupazione per le emittenti venete, che in una lettera congiunta hanno chiesto al ministro dello sviluppo economico Giancarlo Giorgetti di prevedere nella legge di conversione del decreto mille proroghe poteri di intervento all'Agicom per salvaguardare l'informazione locale. Mi auguro che una soluzione sia trovata in modo tempestivo, conclude Conte, perché le televisioni locali sono un patrimonio e un presidio che va difeso e tutelato. Svolgono un ruolo sociale importantissimo per i nostri territori. Queste le parole del presidente di ANCI Veneto Mario Conte per quanto riguarda le emittenti locali e il loro ruolo che va salvaguardato in vista proprio dello switch off di marzo. E allora andiamo adesso invece a Venezia con la nostra Ilaria Marchiori insieme a Sandro Ponchio, perché ci sono degli aggiornamenti di cronaca relative a due incidenti sul lavoro. Partiamo, Ilaria, con quanto accaduto lo scorso 29 novembre al Palazzo del Turismo di Jesolo, dove perse la vita Fabio Da Prat. Buongiorno Ilaria. Sì, buongiorno Francesca, buongiorno ai nostri telespettatori. Parliamo proprio di questo caso perché dopo quanto era accaduto, l'anziana mamma, la compagna e anche il fratello di Fabio Da Prat, che ha perso la vita proprio nel corso di una manutenzione all'interno del Palazzo del Turismo di Jesolo, era stata aperta un'inchiesta perché avevano deciso di rivolgersi anche privatamente all'aiuto di alcuni legali. Ebbene, la vicenda sta proseguendo perché appunto i familiari vogliono vederci chiaro e vogliono che questa situazione, che quanto successo abbia delle chiarificazioni in merito, e quindi una è arrivata proprio in questi giorni perché il pubblico ministero della Procura di Venezia ha indagato proprio per il reato di omicidio colposo il datore di lavoro di Fabio Da Prat. Si tratta di un 45enne legale rappresentante
rappresentante della RG Impiani di Salzano ed è l'impresa proprio per la quale la vittima lavorava ed era stato regolarmente assunto. Per ora non figurano altre iscrizioni nel registro degli indagati. Ricordiamo in breve che cosa accadde lo scorso 29 novembre, perché Daprat, che lo ricordiamo 46enne, originario di San Bruson di Dolo, stava appunto effettuando questa manutenzione. In realtà si trattava di una normalissima manutenzione di quelle che vengono effettuate da prassi proprio nel seminterrato del Palaturismo di Jesolo. Era mattina, si trovava insieme ad un giovane collega quando improvvisamente la bombola che stavano manutentando è come quasi impazzita, perché questa è stata la descrizione che ha dato il collega che era con Daprat, che è miracolosamente sopravvissuto. Ha iniziato a girare proprio così, che bisogna dire, impazzita per tutta la stanza all'interno della quale stavano lavorando, quasi come questo è l'esempio che abbiamo fatto più e più volte quando si gonfia un palloncino, poi lo si lascia senza chiuderlo, che rimbalza da una parte all'altra. Così è successo all'interno di quella stanza, solo che ad un certo punto Daprat è stato violentemente colpito. È stato colpito più volte e quindi poi per lui non c'è stato nulla da fare. Tra l'altro chi lavorava in quel momento all'interno del Palaturismo ha detto di aver sentito un fortissimo boato e tremare l'edificio, tanto che alcuni avevano pensato stesse avvenendo un terremoto. Quindi si sono piombati proprio fuori dagli uffici lì nel piazzale antistante per poi scoprire che cosa fosse accaduto all'interno. Tra l'altro non ci fu nemmeno un'esplosione, quindi non ci fu l'effetto incendio che si temeva potesse verificarsi. Il collega di Daprat è riuscito a scappare fuori immediatamente, mentre purtroppo per Daprat non c'è stato nulla da fare. Tra l'altro si trattava, lo ripetiamo, di una manutenzione abbastanza all'ordine del giorno ed è proprio per questo che con tutta probabilità i familiari di Daprat e la compagna, perché lui era separato e dalla prima moglie aveva avuto anche 2 figli, e il fratello anche, hanno voluto chiedere chiarezza e proprio per questo motivo si sono rivolti a dei legali per far piena luce su quanto accaduto. Questa però non è l'unica notizia, l'unica novità di oggi per quanto riguarda le morti sul lavoro, perché a distanza di pochi giorni da un altro drammatico incidente sul lavoro, quello avvenuto a Fusina, la Procura di Venezia ha iscritto 5 nomi sul registro degli indagati per questo incidente che, lo ricordiamo, si è verificato in un capannone di proprietà dell'Ecoprogetto SRL di Fusina, che è una società partecipata di Veritas, in cui ha perso la vita il 49enne originario di Gela Francesco Gallo e che prestava servizio per la ditta OMD Costruzioni Meccaniche SRL di Nervesa della Battaglia in provincia di Treviso. L'ipotesi d'accusa che è stata formulata anche in questo caso, proprio come nel caso di Fabio Daprat, è di omicidio colposo in relazione proprio ad alcune omissioni di cautela nel garantire la sicurezza all'interno del cantiere che si stava occupando dell'adeguamento del capannone per poter poi effettuare altri servizi, perché l'altezza da cui è caduto Gallo, stiamo parlando di 5 metri, è un'altezza di 5 metri, una caduta che, a quanto si è appreso, è stata una caduta di testa e Gallo era senza il caschetto e l'imbragatura. Quindi ecco perché sono stati iscritti nel registro degli indagati queste 5 persone, proprio per far luce su questa vicenda e eventualmente trovare poi altre responsabilità. Queste sono le notizie che arrivano oggi, entrambe che riguardano morti sul lavoro, quella di Fabio Daprat, avvenuta lo scorso 29 novembre a Jesolo, e quella di Francesco Gallo, avvenuta invece a Fusina alcuni giorni fa. Ecco, poi per quanto riguarda
Altre cose che stanno accadendo nel veneziano: questa mattina c'è stata la manifestazione studentesca, a distanza tra l'altro di pochi giorni, circa una settimana da quella che invece era stata fatta per porre l'attenzione sulla sicurezza, in cui, hanno detto gli studenti, troppo spesso viene negata, partendo proprio dalla morte di un coetaneo, di un 18enne, avvenuta nell'ultimo giorno di stage in azienda. Oggi quest'altra manifestazione che invece riguarda la maturità. Hanno voluto porre l'attenzione su quelle che dovrebbero essere le nuove regole della maturità, che si svolgerà tra 4 mesi, e i ragazzi che noi abbiamo sentito proprio questa mattina nel corso della manifestazione, che è stata in Piazzale Cialdini a Mestre. Stiamo parlando della terraferma perché poi ce n'è stata una anche a Venezia città. È proprio perché dicono vogliono farci fare una maturità, tra virgolette, normale, quando invece di normale non c'è nulla, perché noi veniamo comunque da 2 anni e più di pandemia, di DAD, di tutte le difficoltà che ci sono state anche a livello proprio scolastico, difficoltà che sono state toccate con mano e che i ragazzi hanno vissuto concretamente, e quindi almeno poterci interpellare poteva essere il minimo che il Ministero poteva fare. Questa e tante altre notizie però nel corso del nostro telegiornale le forniremo questa sera, dunque non perdete l'appuntamento con il telegiornale di Venezia questa sera alle 19. Se non ci sono altre notizie, Francesca, io restituisco la linea allo studio. Grazie mille Ilaria per averci fatto questa fotografia delle notizie principali che seguirà per noi stasera la redazione di Venezia. Adesso invece ci spostiamo sempre con la cronaca nella Marca Trevigiana, andiamo a Conegliano se non sbaglio, perché è lì che si trova la nostra Sharon Di Carlo, che è tornata ad incontrare i familiari delle 2 ragazze vittime del tremendo schianto in A28. Lo sapete che l'uomo accusato dell'incidente si trova ai domiciliari, una notizia che ha scatenato la dura reazione proprio dei familiari delle 2 giovanissime vittime di Jessica e di Sara. E allora Sharon, a te la linea, e raccontaci quello che ci hanno detto oggi. Dovreste aver incontrato proprio Alain, il papà di Jessica, zio di Sara. Buongiorno Francesca, buongiorno a tutti i telespettatori. Appunto, come hai detto tu, siamo qui a Conegliano, a casa dei genitori di Sara Rizzotto, vittima dell'incidente mortale sulla A28, appunto come ricordavi, insieme alla cugina Jessica Fragasso. Ieri vi abbiamo raccontato della decisione shock da parte del GIP di Pordenone, concessi gli arresti domiciliari a Dimitre Traikov, l'uomo 61enne, imprenditore che ha travolto e ucciso Jessica e Sara, scappando poi dal luogo dell'incidente. E a bordo dell'auto, come abbiamo raccontato, c'erano anche le 2 piccole bambine, le figlie di Sara, 2 anni e mezzo, la bambina di 4 mesi, sono ancora ricoverate in condizioni molto gravi all'ospedale di Udine. La piccola è persino in terapia intensiva. E a tal proposito il papà invece di Jessica, Alain Fragasso, ci ha raccontato che da questa mattina è aperta una raccolta fondi per aiutare le 2 bambine, il futuro, quindi per aiutare le bambine nel futuro e anche le famiglie delle 2 vittime. E ho incontrato Alain, mi ha detto che la sua battaglia per la giustizia non finisce qui, proseguirà. Ci sono davanti casa appunto dei genitori di Sara Rizzotto, ci sono dei cartelloni, ci sono dei cartelloni di protesta alla battaglia, vogliamo giustizia per Sara e Jessica. Ho parlato anche con il padre di Sara, una breve intervista, e anche lui mi ha raccontato di quanto sia importante in questo momento far sentire la propria voce per avere giustizia. L'unica cosa che vogliono è giustizia. Sharon, poi naturalmente tante altre dichiarazioni che hai raccolto questa sera nell'edizione serale del nostro telegiornale a partire dalle 18:30 con l'edizione regionale. Grazie davvero a Sharon Di Carlo. Sharon, scusami, prima di andare via, abbiamo delle immagini che adesso vedo di recuperare, che immagino abbia girato tu ai nostri colleghi, che sono quelle di un striscione con scritto giustizia
giustizia per Sara e Jessica, che è fuori, immagino, dall'abitazione dei familiari delle due ragazze. Sì, Francesca, come ti raccontavo, le ho girate prima e sono qui sotto nel condominio appunto dei genitori di Sara Rizzotto. Sono 3 striscioni scritti appunto per chiamare alla giustizia di questo caso. Sì, è la parola che più volte anche ieri il papà ma anche il compagno di Sara ci hanno detto. Grazie davvero. Con un'ultima cosa dell'ultimo di questo istante che mi stanno aggiornando, adesso i familiari delle vittime stanno partendo per l'ospedale di Udine per riconoscere le salve. Un'altra giornata quindi molto, molto difficile, un momento altrettanto doloroso per i familiari di Jessica e Sara. Grazie Sharon, buon lavoro, a più tardi. Dopo. E adesso voltiamo pagina e andiamo a Verona. Dovremmo avere in collegamento, lo vedo, lo ringrazio davvero tantissimo perché ha appena lasciato la conferenza stampa e ne parleremo tra pochissimo. Buongiorno al sindaco di Verona, Federico Sboarina, ben ritrovato sindaco. Buongiorno a voi. Allora sindaco, tra poco parliamo insomma anche dei contenuti della conferenza stampa a cui ha partecipato poco fa, tra l'altro c'era anche il nostro direttore Luigi Baccialli nelle vesti di presidente di Veneto Film Commission, ma sindaco, per voi primi cittadini veneti ma non solo, il 2022 vede tante sfide all'orizzonte, a partire dai fondi del PNRR che grazie anche all'importante presa di posizione del presidente ANCI Veneto Mario Conte vedranno un importante fondo, finanziamento arrivare anche qui in Veneto. La Verona ha già le idee chiare su come investire. Innanzitutto di che cifra parliamo per il suo territorio, sindaco? Allora innanzitutto è vero, devo ringraziare Mario Conte, con il quale mi sono sentito tantissimo nelle ultime settimane proprio per fare in modo che quei fondi che non erano arrivati nei nostri comuni, sul nostro territorio, benché fossimo entrati in graduatoria ma mancava il finanziamento, perché sapete sono state paradossalmente premiate quelle città che sono più in difficoltà rispetto a quelle che funzionano bene, cioè le nostre. Invece questi fondi adesso, questi finanziamenti sono arrivati in questa prima tranche. Devo dire che per noi è una delle tranche più importanti forse dei comuni che avevano richiesto il finanziamento, perché parliamo di più di 18 milioni di euro per una progettazione di recupero, di restauro che abbiamo già iniziato peraltro dell'arsenale austriaco, che è una delle bellezze abbandonate negli ultimi anni della nostra città, in pieno centro, e che è già partita la ristrutturazione, ma arriva questo importante finanziamento. Poi ci sono altri, stiamo lavorando, abbiamo fatto una cabina di regia per poter accedere nei vari settori, nelle varie competenze dei vari assessorati a questi fondi. Uno tra tutti, che io reputo essere quello più importante, che sarà anche quello più importante dal punto di vista economico, è quello per l'Arena di Verona. Allora, voi sapete che Verona, con le Olimpiadi Milano-Cortina, sarà città olimpica, perché ospiteremo la cerimonia conclusiva delle Olimpiadi e la cerimonia inaugurale delle Paralimpiadi. E quindi stiamo costruendo un progetto per partecipare alla missione 1 e ottenere delle importantissime risorse per rendere il più accessibile possibile l'arena, ma in questo contesto ci sarà la possibilità anche di rivedere tutta la struttura della platea e l'accessibilità non solo all'interno dell'arena, ma essendo appunto città olimpica e tante persone arriveranno nella nostra città, un'accessibilità, quindi con l'abbattimento di barriere architettoniche in tutti quei siti importanti, sensibili, che vengono frequentati dalle persone che vengono nella nostra città. Abbiamo fatto una cabina di regia con gli uffici del Comune, della Sovrintendenza, di Fondazione Arena, di tutti coloro che sono parte in causa, e questo è uno tra i tanti, ma io lo reputo quello più importante e più qualificante, sia dal punto di vista sociale, sia dal punto di vista dei grandi eventi, sia dal punto di vista dell'impatto, perché ovviamente incidere sensibilmente in modo importante sull'arena, che è un monumento conosciuto in ogni parte del mondo, è sicuramente una nota di rilievo. Dico anche che ci sono in generale delle difficoltà che sono state sollevate da me, ma come da tanti altri sindaci, cioè che è quello di poter partecipare a queste progettazioni, perché la progettazione significa costi, significa avere poco personale, significa esternalizzare, significa tutta una serie di complicazioni burocratiche che rischiano di mettere in difficoltà i comuni per poter accedere a questi finanziamenti e magari mettere invece sul tavolo vecchi progetti
proprio perché già ci sono, abbandonati nei cassetti, che ormai sono datati, che non hanno più molta ragion d'essere, ma per accedere in qualche modo ai fondi. Ecco, mentre invece il PNRR deve essere un qualcosa di legato al futuro, di sviluppo, di crescita, di innovazione, di nuovi progetti per le nostre comunità, ed è quello su cui sto e stiamo lavorando. Anche perché, Sindaco, c'è un'altra sfida da vincere assolutamente, perché Verona, come tutte le altre grandi città d'arte, ha pagato un prezzo pesantissimo per quanto riguarda il turismo, e bisogna in qualche modo ripartire, perché lo chiede il territorio. Verona è una città d'arte, è un fiore all'occhiello per la nostra regione da questo punto di vista, e l'assenza dei turisti stranieri ha rappresentato una mancanza che si è fatta sentire sul bilancio di fine anno. Beh, assolutamente sì, perché è chiaro che il 2021 ha avuto una prima parte in cui praticamente vi do un numero per farvi capire, così si capisce subito. Nel mese di marzo, pre-Covid, mediamente, i nostri musei incassavano circa 700.000 euro in quel mese, nel mese di marzo. Nel marzo 2021 noi abbiamo incassato 615 euro. Cioè, io penso che questo sia già un dato che fa capire il crollo, perché poi questo si riversa anche sulla tassa di soggiorno, si riversa sulle presenze, si riversa su tutto, e quindi è stato il bilancio più complicato sicuramente in questi anni che sono sindaco a Verona, perché patisce e subisce tutto quello che è successo in questi 2 anni. È altrettanto vero che poi da metà anno, nel 2021, il turismo è ripartito in modo importante a Verona, un po' perché eravamo gli unici con, se ricordate, la capienza a 6.000 posti all'interno dell'arena, quindi la grande stagione lirica, i grandi concerti pop rock che siamo comunque riusciti a fare, e quello è stato un traino sia perché comunque decine di migliaia di persone sono venute ad assistere agli spettacoli in arena, e sia perché ha fatto da traino, diciamo, all'indotto turistico in tutta la città. Questo quindi ha risollevato quantomeno nella seconda parte dell'anno le sorti di un'annata che era partita veramente male. Adesso ci aspetta il 2022. Io auspico veramente che dopo 2 anni, perché ormai tra poco celebreremo i 2 anni dell'inizio di questa pandemia, si possa mettere veramente una parola fine e quindi rimettere in moto quella macchina che, come diceva lei, determina un volano economico, il turismo, un volano economico che è fondamentale per una città come Verona. Noi ci siamo preparati, ci siamo attrezzati come l'anno scorso, ovviamente con i grandi eventi. Quest'anno tra l'altro avremo, lo ricordo, anche un grandissimo evento, e di questo ringrazio la Regione, il Presidente Zaia che si è fatto parte attiva, perché il 29 maggio ospiteremo la tappa finale del Giro d'Italia. Ricordo che Verona con quest'anno diventerà la prima città dopo Milano per numero di tappe finali del Giro d'Italia, che è uno degli eventi sportivi più seguiti a livello internazionale. E poi, insomma, questa mattina l'ho anticipato, abbiamo aderito anche, abbiamo comunicato l'adesione, prima città del Veneto, di Verona alla Film Commission, alla Veneto Film Commission, perché un altro veicolo fondamentale di promozione del territorio è sicuramente il cinema, le produzioni cinematografiche, le produzioni televisive. Noi quest'anno abbiamo ospitato una grande produzione di Netflix, Love in the Villa, e un'altra produzione importante per la regia di Gabriele Salvatores, e lui stesso ha detto che Verona è un set a cielo aperto. Ecco, grazie alla Veneto Film Commission, Verona è una città stupenda. È bene che anche le grandi produzioni percepiscano che oltre a essere una bellissima città è anche una città a misura di set cinematografico, perché evidentemente anche i film, le grandi produzioni, sono uno strumento fondamentale di promozione del nostro territorio, delle nostre città. Stavamo vedendo le immagini della conferenza stampa che lei sindaco ha presieduto insieme all'assessore Corazzari e al presidente di Veneto Film Commission, il nostro direttore Luigi Baccialli. In che modo dunque Verona è pronta a questa nuova avventura, prestando la propria bellezza ai set cinematografici, perché appunto diventi un volano, l'ha detto lei, una vetrina internazionale, non solo nazionale? È pronta, noi avevamo iniziato con alcune produzioni, tra l'altro storicamente Verona ha una sua storia legata alle grandi produzioni cinematografiche, non fosse altro che l'essere la città di Giulietta Romeo ha determinato grandi produzioni nel corso dei decenni. Però noi vorremmo proprio, grazie al Veneto Film Commission, che ci sia veramente uno strumento per incidere sensibilmente. In che modo? Fare in modo, creare un link con le grandi produzioni internazionali,
e perché si abbia quella percezione che Gabriele Salvatore si ha avuto dopo che è venuto qua, cioè quando stava girando il film, ha detto però questo è veramente un set a cielo aperto. Ecco, la mia intenzione, la nostra intenzione è quella che le grandi produzioni percepiscano prima che Verona è un grande set a cielo aperto e quindi vengano a girare delle grandi produzioni televisive o cinematografiche nella nostra città, perché lo ribadisco, penso che ci siano poche vetrine, sicuramente gli eventi sportivi internazionali, ho citato prima le Olimpiadi, il Giro d'Italia, per noi sono uno strumento formidabile di promozione del territorio, però l'altro strumento formidabile sono sicuramente i film, perché ognuno di noi quando vede una produzione televisiva, un film e magari ambientato in una determinata città, almeno io lo faccio, va a vedere dov'è quella città, cosa c'è in quella città, cosa c'è su quel territorio, va a cercarsi su internet, quindi è un modo per stimolare la curiosità, siccome siamo belli, diciamocelo chiaramente, il Veneto è stupendo, le nostre città sono stupende, se riusciamo a promuoverle a milioni di persone in ogni parte del mondo, quelli sicuramente prima o dopo verranno a trovarci, e quindi questa è la nostra volontà. Anche perché insomma intorno al turismo, alla cultura, all'arte gravitano tutte le altre realtà di un territorio, pensiamo agli alberghi, pensiamo ai ristoranti, pensiamo ai bar che hanno sofferto inevitabilmente quel dato che lei diceva simbolico per quanto riguarda i musei, ma che poi ha ripercussioni su tutte le altre attività coinvolte. In tutta questa partita di un rilancio a 360 gradi di una realtà come questa, il Super Green Pass che ruolo gioca, mi perdoni, lo temete o può essere un incentivo per far tornare in piena sicurezza i turisti abituati alla realtà veneta e veronese? Ma guardi, allora in realtà noi eravamo già partiti l'estate scorsa col Green Pass, perché ricordo che è un grande spettacolo che si è tenuto in arena ai primi settembre e la cui vendita dei biglietti era iniziata a giugno-luglio, quindi prima che venisse introdotto il Green Pass richiedeva il Green Pass. Devo dire che poi da lì tante cose sono successe, perché poi il Super Green Pass rafforzato, cioè tutto è continuamente cambiato. È chiaro che non è che questo agevoli fondamentalmente, perché comunque pone dei limiti. Io faccio una riflessione che va oltre, cioè io dico oggi, arrivati in questo contesto, nel momento in cui vediamo, insomma viene detto da più parti e speriamo che effettivamente sia così, che la pandemia sta facendo scorrere i titoli di coda. Il Green Pass allora sicuramente è servito per invitare, diciamo così, incentivare la vaccinazione. E io ritengo, ho fatto le 2 dosi, la dose booster, sono assolutamente convinto che il vaccino sia stato lo strumento formidabile che ci ha accompagnato in questi mesi e ci ha permesso di arrivare a questo punto. È altrettanto vero, perché questo è abbastanza oggettivo, che il Green Pass non è che abbia limitato i contagi. Però io posso dire sono un caso specifico, ma come me migliaia e migliaia di altre persone. Io dopo aver fatto la terza dose ho preso il Covid a fine anno, a cavallo tra la fine di dicembre e i primi di gennaio. Grazie al vaccino sicuramente non ho avuto conseguenze particolari, ma non è che il Green Pass mi abbia lasciato, per così dire, una patente per impedirmi di essere contagiato. Allora, secondo me questa è la riflessione, soprattutto in questa fase in cui si comincia per fortuna a riaprire. Vedo anche tanti luoghi che sono stati chiusi, mi riferisco per esempio alle discoteche, è prevista la previsione nei prossimi giorni, ma insomma, si va verso una riapertura. Forse una riflessione sullo strumento del Green Pass, sull'utilità del Green Pass contestualizzata in questo momento, forse dovrebbe essere fatta. Ultima domanda, Sindaco, immagino che abbiano già iniziato a bussare alla sua porta privati cittadini ma anche imprenditori, commercianti per chiedere un aiuto laddove sia possibile da parte di un sindaco per quanto riguarda il caro bollette, perché è un tema che stiamo affrontando ormai da giorni ma che si fa sentire davvero in tutti i settori, dal cittadino che lo vede nella bolletta di casa al ristoratore, al commerciante che lo vede nella bolletta della propria attività. E non è certo un ingrediente giusto in una ricetta per la ripartenza del Paese. Ma allora, sicuramente la situazione del caro bollette che si inserisce nella crisi generata dalla pandemia è veramente un colpo drammatico per le nostre famiglie e per le nostre imprese. Questo è oggettivo. Come è drammatico per gli enti locali. Io ricordo che per chiudere il bilancio
ci siamo trovati, l'avevamo già predisposto, ci siamo trovati con 6 milioni di sbilancio, 6 milioni di euro per il caro bollette, perché ovviamente devi riscaldare le scuole, gli asili, le scuole materne, gli impianti sportivi, cioè incide anche sugli enti pubblici. Perché dico questo? Perché noi dobbiamo garantire i servizi essenziali e quindi la prima cosa che dobbiamo fare è non tagliare i servizi essenziali. Dobbiamo fare in modo, anzi io sul sociale ho anche incrementato, proprio perché a monte c'è la crisi pandemica, ho incrementato quelli che sono gli interventi. Allora, detto questo, per fotografare la situazione in modo oggettivo, con le nostre aziende partecipate, essenzialmente con AGSM e IM, sapete che noi abbiamo fatto questa aggregazione tra Verona e Vicenza, ci siamo dati anche con il sindaco Rucco un target, un obiettivo, cioè quello di fare in modo che si generino tutto quello che è possibile generare di utili, che tra l'altro sono aumentati con l'aggregazione di Verona e Vicenza, che possono essere riversati ai due comuni affinché possano intervenire sulla questione legata alle bollette, ovviamente con quello che si può fare, perché per quello che ho detto prima, se noi togliamo da una parte per metterlo sulle bollette dobbiamo togliere dei servizi, perché la coperta è sempre la stessa, è sempre quella ed è corta purtroppo, però stiamo lavorando per fare in modo di generare veramente il maggior utile possibile delle nostre aziende per poter dare un sollievo, una mano a quelle famiglie e a quelle imprese che sono in difficoltà, ovviamente andando incontro prima a quelle situazioni di maggior fragilità e di maggior difficoltà economica. Questo è un obiettivo che insieme con il sindaco, con Francesco Rucco, ci siamo dati e sul quale abbiamo invitato molto la nostra azienda a lavorare proprio per andare in quella direzione, andare incontro alle esigenze di famiglie e imprese. Quindi la ricetta sta nella sinergia tra istituzioni, in attesa che arrivi magari un intervento più forte a livello nazionale. Mi sembra di capire che sia questa la strada che si sta prendendo a livello territoriale, Sindaco. Ma guardi, allora è chiaro che questo è un problema che deve essere risolto, affrontato a livello nazionale, ma mi viene da dire a livello internazionale, perché il caro bollette ha una radice internazionale, quindi quello è il primo punto. Ovviamente quando poi c'è la ricaduta sul territorio, noi sindaci, i comuni cercano di fare il 101, non il 100, il 101% di quello che è nelle possibilità per garantire i servizi e andare incontro alle situazioni di disagio generate, in questo caso, dal caro bollette. Però è anche difficile pensare che possano essere gli enti locali, un comune magari anche più piccolo, che possa risolvere il problema delle bollette, perché questo è dire una cosa che non ha un fondamento, cioè non è vera, sarebbe essere scorretti nei confronti dei cittadini. Quindi è una situazione che deve essere risolta e affrontata anche con gli interventi da parte del governo, perché di questo stiamo parlando. Dall'altra parte i comuni devono fare tutto il possibile perché poi le nostre comunità stanno soffrendo e quindi dobbiamo essere in grado di dare il maggior sollievo possibile, che non sarà ovviamente un sollievo definitivo, perché nessuno degli enti locali ha le risorse sufficienti e necessarie per affrontare un disastro di questo tipo, questo è chiaro. Questa è davvero l'ultimissima domanda, ma lei vorrebbe istituire la giornata nazionale della vita nascente? Sì. Il 25, giusto? Il 25 marzo. Sì, in realtà è una questione di carattere nazionale, perché ci sono 6 proposte di legge e la cosa bella di queste proposte di legge è che i sottoscrittori sono praticamente di tutti i partiti che sono rappresentati all'interno del Parlamento e che va incontro ad un'esigenza che è importante ed è sempre più una priorità. L'ha detto il Presidente Draghi, l'ha detto Papa Francesco, ma lo sappiamo tutti, che è quello della denatalità, perché la denatalità deve essere messa al primo posto dell'agenda di chi ci governa, perché a medio e lungo termine creerà una comunità, un paese di anziani, il che significa un sistema pensionistico che non riuscirà più a reggersi, significa un sistema sanitario con dei costi incredibili che diventerà sempre più entrerà sempre più in difficoltà, significa anziani che se non ci sono più i giovani saranno degli anziani soli, quindi significa queste e tutta una serie di altre criticità che rischiano, se andiamo avanti con questo trend legato alla denatalità, di mettere in crisi veramente il sistema paese. Allora la giornata della vita nascente significa cultura, significa tante cose per incentivare che ci siano
tanti nuovi nati. Primo perché i figli, e lo dico da papà, sono il dono più grande che un uomo e una donna possono ricevere, sono un dono incredibile, sono la gioia della vita, e sia perché tutto questo è fondamentale per fare in modo che non diventi veramente l'Italia un paese di soli anziani, con tutte le criticità che questo si porta dietro. Il futuro sta nei bambini, assolutamente sì. Grazie davvero Sindaco, grazie, è stato un piacere sentirla e torneremo naturalmente ad aggiornarci con lei molto presto. Grazie al Sindaco di Verona, Federico Sboarina, buon lavoro Sindaco. Grazie, buona giornata. Grazie. Grazie al Sindaco Sboarina, insomma l'avete sentito, sono tante le sfide all'orizzonte per la città di Verona, che è pronta per questa ripartenza nel 2022. Noi ci fermiamo, c'è il meteo, poi la pubblicità e poi torniamo in studio con un confronto politico sui temi di questa giornata, perché c'è anche la cronaca che tiene piede. A tra poco. Tremonti, attrezzature e materiale per saldatura professionale a Montebelluna. Benvenuti al meteo. Ancora alta pressione sull'Italia con tempo soleggiato. Venerdì 4 febbraio una debolissima perturbazione sfiora il nostro territorio, ma il nord resta a secco. Vediamo la situazione nel dettaglio. Sul Veneto insiste la fase meteo stabile e siccitosa. Da molti giorni infatti non si registrano piogge degne di nota e nevicate significative in montagna. Cielo in prevalenza nuvoloso per nubi basse e foschie, sulle prealpi e sulle Dolomiti maggiori schiarite. Temperature sostanzialmente stazionarie, minime tra -1 e 5 gradi, massime comprese invece tra gli 8 e i 10 gradi all'incirca. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia, anche in questo caso sarà più soleggiato sui rilievi, altrove frequenti addensamenti, non si escludono poi dei piovaschi su Goriziano e Triestino. Temperature minime tra 2 e 7 gradi, massime sui 9-12 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove non mancherà il sole, cielo sereno o al massimo poco nuvoloso un po' su tutti i settori. Temperature minime intorno a 1 grado, massime infine sui 12 all'incirca. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci. Tremonti, attrezzature e materiale per saldatura professionale a Montebelluna. Rieccoci in diretta, prima di salutare i miei due ospiti, vado subito a Mogliano Veneto dal nostro Lucio Zanato, di fronte al municipio, insieme al sindaco di Mogliano Bortolato, perché oggi c'è stata una importante inaugurazione, ma anche in qualche modo una frecciatina. Mogliano non è solo rugby e prosecco. Raccontaci tutto, Lucio, buongiorno. Buongiorno Francesca, buongiorno ai telespettatori di Antena 3, come detto giustamente sono con il sindaco Davide Bortolato. Sindaco, oggi un importante momento per la vostra comunità con la restituzione di una palestra, diciamo così un intervento importante che avete fatto a questa scuola di Via Olme. Sì, è stata sistemata la scuola, grandi lavori, un investimento importante, parliamo di 532.000 euro, quota parte finanziata anche dalla Regione. Abbiamo messo a norma la scuola dal punto di vista antincendio, ma soprattutto abbiamo abbattuto le barriere architettoniche per i ragazzi disabili e abbiamo anche aumentato il comfort della scuola, sostituendo tutti i corpi illuminanti, ma anche mettendo dei pannelli assorbenti che migliorano il comfort acustico della scuola stessa. Una scuola elementare in un momento in cui il Covid ha imposto molta didattica a distanza. Oggi chi ha visitato la scuola e che ha parlato con questi scolari che erano curiosi di conoscere l'uomo con la fascia tricolore, qual è stata l'emozione? È stata una bella emozione vedere soprattutto i ragazzi a scuola e non in DAD. Pian piano si sta tornando alla normalità e le maestre hanno fatto veramente, gli istituti scolastici hanno fatto dei miracoli in questo periodo. È stato un periodo difficilissimo e sono riusciti comunque a mantenere la didattica. Da parte nostra come comune siamo impegnati a dar loro delle strutture di alta efficienza. Ecco, una palestra dove ho visto si pratica il volley,
quindi Mogliano non è solo rugby e prosecco. Assolutamente no, Mogliano e tante altre belle cose, abbiamo delle bellissime ville, abbiamo una città che è piena di associazioni e di tantissima storia. Ecco, secondo lei come giudica questa scivolata di Bebe Vio? Beh, probabilmente era emozionata, non so, perché anche sono sicuro che Bebe ama la nostra città, tant'è vero che ha insediato qui la sede della sua associazione Art for Sport, e quindi per questa volta la perdoniamo, però i moglianesi si sono arrabbiati, molto arrabbiati. L'ha sentita Bebe Vio in questi giorni? Non l'ho sentita, la sentirò. Senta, però c'è un altro tema qui che avete voi a Mogliano, per cui i moglianesi sono un po' arrabbiati, è quello di questo fotovoltaico alle porte della città. Sì, questo impianto non ci voleva, è previsto proprio alle porte della città nel quartiere nord, e i residenti che abitano lì in zona giustamente sono preoccupati, ma anche noi siamo preoccupati perché si tratta di un tratto di campagna molto bello, molto dal punto di vista paesaggistico, anche lì proprio passa anche lo zero, abbiamo 3 ville venete proprio lì vicino, quindi il posto è sbagliato, quell'impianto non va assolutamente fatto lì e noi come amministrazione ci opporremo. Ecco, voi però che cosa offrite in alternativa? Perché comunque c'è bisogno di energia, sentiamo che ad esempio il ministro Cingolani vuole riaprire addirittura le trivelle sul Polesine perché ci manca energia come Italia, allora cosa proporre per il fotovoltaico mogliano? Beh, noi crediamo assolutamente nelle energie rinnovabili, tant'è vero che anche come amministrazione stiamo investendo molto, ci sono le alternative, ci sono i tetti, ma ci sono anche dei reliquati, dei terreni vicino alle autostrade che potrebbero essere utilizzati per questo scopo, magari oggi non sono coltivati, ma non assolutamente questo pezzo di campagna che è stato individuato, che tra l'altro oltre ad avere insomma questa valenza paesaggistica anche dal punto di vista agronomico è molto fertile. Ecco, l'ultima battuta, se mi permetti Francesca, la lascio per il fatto che in questi giorni sta facendo discutere e ha portato anche molto dolore nella Marca, e non solo questo incidente. Anche oggi abbiamo sentito l'assessore Elena Donazzano, l'assessore alla scuola che era presente all'inaugurazione della palestra, che ha commentato, e sentiremo nel telegiornale di questa sera, il commento al vetriolo su questi arresti domiciliari all'investitore. Addirittura ha detto questo è un assassino e come tale deve rimanere in carcere. Lei come commenta questo tragico fatto che ha sconvolto la Marca e non solo? È veramente un fatto bruttissimo, spiacevole. Ci vuole assolutamente certezza della pena. Fortunatamente adesso esiste l'omicidio stradale che fino a qualche tempo fa non esisteva, però queste cose insomma chi le commette deve pagare, insomma, assolutamente. Quindi lei insomma sarebbe favorevole che rimanesse in carcere? Assolutamente sì. Francesca, se hai domande da studio? Grazie Lucio e grazie al sindaco Bortolato, buon lavoro ad entrambi, grazie. Grazie a te la linea. Grazie a Lucio Zanato, grazie al sindaco di Mogliano Veneto Bortolato, e allora adesso vado a salutare i miei due ospiti, dovrebbero essere entrambi in collegamento, Luigi Susin di Fratelli d'Italia e Jonathan Montanariello del Partito Democratico. Buongiorno ad entrambi, ben ritrovati. Buongiorno dottoressa. Allora, non vedo ancora Susin, però conto che si stia collegando, e allora inizio subito con lei, Montanariello, ricollegandomi all'ultima domanda che ha fatto Lucio Zanato al sindaco di Mogliano relativa alla vicenda di cronaca che sta facendo discutere non solo nella Marca Trevigiana in Veneto, ma anche a livello nazionale, la notizia della decisione del GIP di Pordenone che ha deciso per i domiciliari per l'imprenditore accusato dello schianto in A28 dove hanno perso la vita le due giovanissime cugine. È una decisione che ha suscitato l'indignazione e la rabbia dell'opinione pubblica e soprattutto dei familiari delle due vittime. Ma sicuramente è una vicenda che lascia un po' di amaro in bocca, vedendo che il soggetto, insomma, da quanto si leggeva sulla stampa, sia tra virgolette libero, non sia in forma, se non erro, di custodia cautelare. C'è da dire comunque massima fiducia nella magistratura, massima fiducia nei giudici. Non è detto che se il soggetto dovesse essere riconosciuto colpevole e condannato non vada in galera, certo che dopo avrà le forme di custodia cautelare del caso, quindi massima fiducia nei giudici sicuramente. È chiaro che a livello di opinione pubblica fa un po' discutere il fatto che è accaduta una cosa così forte, anche dall'impatto
emotivo, lo diceva prima il suo ospite in studio, insomma ci sono delle famiglie alle spalle, quando si parla di figli si parla della cosa più grande e più importante, del patrimonio più importante che ognuno di noi ha, e quindi sicuramente è una cosa che lascia nell'opinione pubblica l'amaro in bocca. Ciò non vuol dire che la faccia franca, ecco, c'è un iter in Italia garantista sotto l'aspetto processuale, che non vuol dire che la persona l'abbia fatta franca, vuol dire che gli vengono applicate le norme di garanzia, che in qualche modo è giusto che vengano applicate a tutti, perché la legge deve essere uguale per tutti, e quindi ci auguriamo quanto prima che la magistratura faccia chiarezza e prenda una decisione nei confronti di questo soggetto. Non sta a noi processarlo. Per quanto possiamo avere delle opinioni personali, nessuno se non chi è chiamato a farlo, e quindi la magistratura e i giudici possono fare un processo ad altre persone. È chiaro, insomma, ripeto che un po' di amaro in bocca c'è. Saluto Luigi Susin, lo vedo ora in collegamento, buongiorno. Buongiorno Francesca, buongiorno a tutti i telespettatori. Faccio anche a lei la stessa domanda fatta a Montanariello relativa insomma alla vicenda di cronaca, agli arresti domiciliari per l'imprenditore accusato appunto dello schianto in A28 dove hanno perso la vita le due cugine Sara e Jessica. Beh, intanto io mi stringo alla famiglia, insomma voglio fare le mie più sentite condoglianze, perché è una perdita da papà, devo dire, veramente importante. E il caso è un caso che non dovrebbe neanche accadere, perché ovviamente queste sono cose che sono tragedie che non ci si aspetta. Uno sta correndo tranquillamente per la sua strada, viene buttato fuori strada e ucciso. Il caso è drammatico, nel senso che la magistratura, vero, farà il suo corso, però oltre al danno la beffa, perché questa persona insomma è a piede libero, diciamo, agli arresti domiciliari, e quindi non credo sia il sistema della giustizia. Ovviamente dovrebbe essere uguale per tutti, in questo caso qua penalizza la famiglia, insomma, ecco, perché si vede una persona che ha ucciso le figlie già a casa, insomma. Vi chiedo di pazientare ancora qualche minuto, perché devo tornare a Treviso, perché c'è un aggiornamento di cronaca. Il nostro Cristian Arboit insieme a Simone Merlo si sono allontanati per un attimo dal Tribunale di Treviso, dove stanno seguendo l'udienza. È attesa nel tardo pomeriggio la sentenza per il crack Veneto Banca. Si sono spostati fuori appunto il centro per raccontarci di una spaccata. Cos'è successo? Cristian, intanto dove ti trovi? Buongiorno di nuovo. Buongiorno di nuovo Francesca, ai tuoi ospiti e a tutti i telespettatori. Mi trovo in via Ronchese, nel bar di via Ronchese, con il titolare Umberto Piavento. Buongiorno signor Piavento. Buongiorno. E vedi i risultati di una notte davvero folle, questa spaccata, hai detto bene, una vera e propria spaccata. Questi i risultati di un furto. Poi un ladro si è introdotto per l'appunto nel locale e ha asportato la cassa. Ma ci spieghi cosa è successo, signor Umberto, questa notte? Parliamo delle 3, se non sbaglio. Sì, verso le 3 di notte è successo la spaccata, però sono stato avvisato dopo 20 minuti dalle volanti che c'è stata un'intrusione. Praticamente ha lanciato il sasso contro la vetrata, è entrato e ha portato via la cassa. Ecco, questo è il sasso. Questo è il sasso lanciato contro la vetrata. Dopo lui è entrato. Ecco, c'è anche un film. Possiamo entrare nel locale e vedere cos'è. Ecco, entriamo. Simone, grazie davvero. Tra l'altro, ecco, faccio notare, così per sdrammatizzare, Francesca, che sono collegati anche loro su Antenna 3, quindi che siamo in rigorosa diretta. Ecco, signor Umberto, questo
Loro sono entrati dalla vetrata? È entrato uno solo, perché c'è un video, uno solo. È entrato, ha fatto questo percorso del banco, non ha toccato tabacchi o gratta e vinci o liquori, ma ha preso solo la cassa, dove c'è i soldi di moneta da 1 euro, 2 euro. Ecco. Cassa che tra l'altro voi tenete aperta per un semplice motivo. Sì, noi teniamo sempre la cassa aperta appunto perché se entravano non facevano meno danni praticamente al registratore cassa, che di infatti è ancora intatto e funzionante. Ecco, sono usciti quindi portandosi via il registratore con le monete all'interno, poi questo registratore è stato ritrovato, questa cassa? Sì, mi hanno avvertito che è stata ritrovata e adesso è in questura, dovrò andare a prenderla, quando mi chiameranno andrò a prenderla. Ecco, resta il fatto che alle 3 però non è scattato l'allarme, non facciamo i nomi della marca, non diciamo, dunque, però non è scattato l'allarme e quindi l'allerta è partita da una signora che sta qui al primo. Sì, dunque, io ho anche un allarme convenzionato, però dal forte boato della vetrata la signora, che è molto anziana, sopra il primo piano ha preso spavento, però non ha chiamato lei la questura, ha chiamato una sua amica che ha chiamato la questura, quindi si sono persi molti minuti perché lo potevano prendere, perché i lavoranti erano qua in zona, qua vicino praticamente, mi hanno riferito. Ecco, diciamo poi, Francesca, che il danno maggiore riguarda proprio le frazioni, la vetrata sono sì. Già arrivati dei preventivi, sì, da capogiro. Allora, vetrata, più dopo ci sarà da spostare l'arredamento, supererà i 3.000 euro. Ecco, quindi diciamo ben oltre il valore. Ben oltre dell'incasso. Ecco, io mi avvicinerei, il signor Umberto se vuole venire con me, la ringrazio, le rubo davvero pochissimi secondi. Signora, lei è la titolare, ecco, anche lei immagino sia ben scontata. Sì, veramente, una cosa grande. Non pensavo, però vabbè, andiamo avanti, cosa vuoi? C'è più preoccupazione, più rabbia, più paura? C'è rabbia, penso che preoccupazione, non vedo gente strana, c'è i nostri clienti soliti, quindi non vedo nessuno che possa farci del male sinceramente. Adesso la questura indagherà e capiremo che cosa, se ci saranno appunto dei soggetti individuati. Da ultima battuta, ecco qua vedi proprio in presa diretta è già partita una raccolta firme per dotare l'area di telecamere, quindi parliamo di via Ronchese. A raccogliere le firme lo vedete l'ex consigliere comunale Enrico Renosto. Renosto, che cosa chiedete? Chiediamo l'installazione di telecamere in maniera urgente perché il quartiere sta scivolando verso una deriva che non ci piace. Ci sono troppi segnali ultimamente di cose che non vanno bene dopo tutto l'impegno che ci abbiamo messo per riqualificare l'area. Quindi noi chiediamo all'amministrazione di posizionare le telecamere in via Ronchese onde evitare che episodi del genere si ripetano. Grazie Cristian, grazie davvero. Francesca, ecco. Grazie a voi. E buon grazie lavoro. Grazie a Cristian Arboit, grazie a Simone Merlo per questo aggiornamento importante di cronaca che era doveroso dare. Torniamo a Luigi Susin di Fratelli d'Italia e a Jonathan Montanariello del Partito Democratico. Vi chiedo a entrambi, ieri c'è stato l'insediamento del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, poi capiremo anche questo che equilibri ha cambiato all'interno dei partiti, dei vostri stessi schieramenti politici. Però prima vorrei farvi ascoltare perché in un passaggio il Presidente della Repubblica ha parlato di autonomia. Allora sentiamo il passaggio del Capo dello Stato e poi lo commentiamo insieme. Così come è decisivo il ruolo e lo spazio delle autonomie, il pluralismo delle istituzioni, vissuto con spirito di collaborazione, come abbiamo visto nel corso dell'emergenza pandemica, rafforza la democrazia e la società. Non compete a me indicare percorsi riformatori da seguire, ma dobbiamo sapere che dalle risposte che saranno date a questi temi dipenderà la qualità della nostra democrazia. Dunque, Montanariello, un passaggio importante per le parole, ma soprattutto per aver nominato il tema dell'autonomia nel discorso di insediamento, un segnale importante.
Sì, sicuramente. Intanto vanno i miei auguri al Presidente Mattarella e un ringraziamento per essersi fatto carico di questa responsabilità in un momento dove la politica non ha dato un esempio bello, soprattutto per quello che abbiamo visto a Roma. Ne parlavamo l'altra sera con Susine, che è qui ospite. Insomma, credo che ci sia stato uno scivolone del centrodestra che resterà all'interno della storia costituzionale italiana. Hanno sempre accusato di aver presidenti della Repubblica in qualche modo di estrazione centrista o di centrosinistra. Questa volta che avevano i numeri per poter avere un presidente del centrodestra hanno fatto un capolavoro a guida Salvini che neanche con il mazzo di carte in mano sono riusciti a dare le carte, quindi anche un grande fallimento politico del centrodestra, ma soprattutto di Matteo Salvini, a differenza insomma della Meloni, che sotto alcuni aspetti ha avuto per quanto io non possa condividere con lei nulla della sua attività politica, gli va riconosciuta anche una coerenza su questo. E quindi un grande scivolone di Salvini che ha fatto tutto ciò che doveva fare per rompere le righe del centrodestra, anche secondo me in maniera bizzarra e scomposta. Ma detto questo, è chiaro che il passaggio sull'autonomia per noi che siamo una regione che la rivendica a gran voce diventa importante, fondamentale e primario. Tra l'altro l'autonomia non è un patrimonio politico della Lega Nord o del presidente Luca Zaia, e lo stesso referendum ha dimostrato che l'autonomia è un patrimonio culturale del cittadino veneto, del popolo veneto, e noi siamo d'accordo sicuramente noi del Partito Democratico ad un'autonomia che vada nell'ottica di una collaborazione tra le regioni, che vada nell'ottica di migliorare i servizi ai cittadini, perché guardate, l'autonomia deve servire a migliorare i servizi ai cittadini, non a essere una bandierina politica, nell'ottica di un'autonomia anche che veda una collaborazione tra le regioni, che metta in campo il meglio della virtù di ogni amministrazione regionale. È chiaro che non siamo a favore di un'autonomia che è quella spesso filoleghista, dove si promulga in maniera velata la guerra, lo scontro politico tra la regione ricca e la regione povera. Noi siamo d'accordo all'autonomia, ripeto, in un'autonomia che dia migliori servizi ai cittadini, che premi chi in qualche modo sia più virtuoso nell'amministrare e che allo stesso tempo crei anche un sistema di collaborazione e di welfare tra le regioni. Non siamo d'accordo alla strumentalizzazione dell'autonomia in virtù di uno scontro tra la regione più ricca e la regione più povera. Quindi importanti le parole del Presidente, e su questo io credo tutte le forze politiche del Consiglio regionale Veneto dovranno lavorare insieme per cogliere appieno questo importante assist e essere uniti in questa battaglia che il popolo veneto vuole e chiede, e noi ci saremo. Susine Montanariello ha introdotto quella che sarebbe stata la mia domanda successiva, ovvero gli equilibri all'interno di un centrodestra quanto mai in difficoltà dopo il voto per il Quirinale. Questa è la prima domanda, e poi insomma anche da lei un commento sulle parole del Capo dello Stato in merito all'autonomia. Ma il centrodestra, devo dire che, come ho detto anche l'altra sera Montanariello in trasmissione con me, da questa vicenda ne viene fuori con le ossa un po' rotte, insomma, no? A livello parlamentare però io sono dell'idea che andiamo male, perché a livello locale gli equilibri ci sono, i rapporti ci sono, e comunque continuiamo a ragionare sul fatto che il centrodestra unito vince. E purtroppo quello che non è successo per il Capo dello Stato, perché a un certo punto, nonostante delle proposte che aveva fatto Fratelli d'Italia, e uscendo alla terza votazione con un candidato di bandiera, dove è andato a prendere 115 preferenze Guido Crosetto, quando noi in Parlamento ne avevamo come grandi elettori solo 63, era ben chiaro che se l'obiettivo era comune il risultato era certo. Quindi
Lì purtroppo a un certo punto Salvini ha deciso di proporre Mattarella e noi siamo andati avanti per la nostra strada mantenendo la barra dritta e la testa alta, e devo dire che da tutta questa vicenda l'unico partito che ne viene fuori a testa alta e riconosciuto dagli italiani è proprio Fratelli d'Italia. Insomma, per quanto riguarda Capo dello Stato, noi abbiamo partecipato perché crediamo alle istituzioni e quindi abbiamo partecipato all'insediamento di Mattarella. Devo dire che i nostri parlamentari hanno anche applaudito determinati ragionamenti, quelli appunto che secondo noi sono più importanti, Lorenzo che appunto ha perso la vita nello stage, il fatto di salvaguardare le donne, insomma 2 o 3 passaggi che ha fatto il Presidente li abbiamo condivisi. Certo è che è stato interrotto 53 volte, devo dire che prima erano tutti quanti non concordi sul portare al colle il Presidente Mattarella. In realtà dopo si è capito che il fatto di portare all'8ª votazione Mattarella al colle era soltanto una questione di interesse per mantenere la poltrona per i prossimi 8-9 mesi e arrivare alle elezioni, insomma. Ma questo come cambierà gli equilibri proprio all'interno del centrodestra, anche alla luce insomma di quelli che saranno le prossime sfide elettorali? Ma diciamo che per come la vedo io gli equilibri vanno un po' riassettati, però il centrodestra resta sempre il centrodestra e ripeto, come dicevo prima, il centrodestra se decide di correre unito vince. Noi nel territorio l'abbiamo dimostrato, va soltanto portato avanti anche a livello nazionale per dare nel 2023 un governo politico solido che serve per l'Italia e gli italiani. Montanariello, diverso, assolutamente diverso invece come ne esce il Partito Democratico dal voto per il Quirinale? Ma sicuramente, guardi, faccio un'analisi lucida, a me non piacciono le analisi ideologiche di partigianeria, io sono intellettualmente molto critico quando il mio partito fa delle cose che non dovrebbe fare, quindi le faccio un'analisi del tutto oggettiva a mio avviso. Sicuramente il Partito Democratico ne esce bene, ha avuto il pallino in mano, ha gestito la vicenda, nonostante i numeri in qualche modo lo avessero messo all'angolo, perché ricordiamo le giornate precedenti, anche a livello di media, il dibattito sul futuro della nuova elezione del Capo dello Stato era incentrato tutto su Matteo Salvini e il centrodestra che aveva deciso di dare una spallata per un Presidente della Repubblica di destra. Il Partito Democratico è stato messo in qualche modo nel dibattito politico all'angolo, va riconosciuto che il lavoro del segretario Letta ha portato il PD a ritornare al centro di questo dibattito, all'interno anche di un dialogo, di una cucitura con anche forze non sempre affini, e gli ha permesso alla fine di essere attore protagonista di questa elezione. Tant'è che hanno sempre criticato Mattarella dicendolo che era un presidente filo PD, filo centrosinistra, e in un momento che il Partito Democratico in aula era stato messo all'angolo e non aveva i numeri, anche perché i grandi elettori agevolavano il centrodestra avendo molte regioni governate dallo stesso, e quindi un po' la forza del centrodestra si era amplificata. Il PD ha fatto un gioco importante, un gioco di responsabilità, un gioco di politica alta, vera, di mediazione, che lo ha visto uscire dall'angolo, diventare attore protagonista, mettere all'angolo Matteo Salvini, che ha dilapidato un importantissimo patrimonio che aveva elettorale nel centrodestra per il Capo dello Stato, e alla fine i risultati, piacciono o no, parlano da soli. Noi non abbiamo mai detto di no se fosse servito, dopo per carità non è la scelta ottimale, un Mattarella bis,
però alla fine chi diceva che il prossimo presidente sarebbe stato, al netto che il Presidente della Repubblica è il presidente di tutti, però chi l'ha politicizzata questa vicenda in maniera inopportuna, dicendo che si sarebbe virati su un Presidente della Repubblica di centrodestra, a oggi si trova un Presidente che è lo stesso che era stato eletto prima con una maggioranza di centrosinistra. Quindi credo che il Partito Democratico abbia giocato in maniera anche non urlata, in maniera responsabile, una partita che lo ha visto portare un risultato, piaccia o no, e lo ha visto essere anche al banco dove si davano le carte e non dove si faceva la comparsa. Quindi non è sempre la politica urlata quella che paga di più, spesso la politica che paga è quella anche delle relazioni e del percorrere dei segmenti insieme, anche con chi non la pensa come te, nell'interesse più ampio di chi siamo chiamati a rappresentare. Da più parti l'auspicio era quello che a Palazzo Chigi rimanesse la figura di Mario Draghi per portare avanti il lavoro iniziato in un momento così delicato per il Paese, e questo ha naturalmente poi il fatto che Draghi sia rimasto lì porta ad avere adesso delle importanti aspettative su quello che saranno i prossimi passi dell'esecutivo. Montanariello. Ce l'ha con me? Sì, prego. Sì. Ma guardi, al netto di quelle che possono essere anche i destini personali del singolo parlamentare, che spesso vengono citati come elemento principale per la rielezione di Mattarella, ma sicuramente insomma nessuno di noi è politicamente vergine, sa che esistono anche questi ragionamenti. Però, dottoressa, è chiaro che in un momento come questo, dove ci sono dei fondi importanti che arrivano in Italia, dove ci vuole, se uno va a studiare un po' il PNRR, non è che l'Europa arriva e passa con l'aereo come il volantinaggio che si faceva una volta e butta giù i bigliettoni da 500 e chi più ne prende è bravo. C'è un sistema del tutto complesso, dove ci vuole un monitoraggio, bisogna dimostrare quanto stanno impattando questi fondi sul PIL. La cabina di regia deve fare sintesi, deve relazionarsi, deve emanare i bandi. Ma è chiaro che in un momento come questo abbiamo bisogno di continuità e stabilità, ma è nell'interesse del Paese. Voi provate a pensare solo che c'è una verifica semestrale di quello che è l'arrivo dei fondi, dove bisogna andare a dimostrare con dei sistemi di conteggio difficilissimi quanto aumenta la spesa privata di fronte all'aumento della spesa pubblica, quanto aumenta la crescita sul PIL, se si stanno percorrendo gli assi strategici, gli obiettivi strategici. Non siamo nelle condizioni di entrare in una campagna elettorale, ma non perché ci sarà chi vince o ci perde, ma perché abbiamo scelto Draghi alla guida per avere un'unità, una stabilità. Ci troviamo in un momento pandemico difficile, in un momento economico squisitamente particolare. È chiaro che l'esecutivo deve continuare, ma io credo che anche chi non vuole Draghi, se ha un po' di cognizione di causa di quello che accade in questo momento, la prima cosa che vorrebbe è la non instabilità politica, perché farebbe del male a tutti, oltre alle vicende pandemiche che influiscono. Si incomincia a vedere un po' di luce, però non è che si possono rimescolare le carte alla torta quasi cotta nel forno, ecco, per usare un esempio un po' casereccio, ecco. Dopo è chiaro che la stabilità politica serve a tutti, piaccia o no, questo momento che ci vuole stabilità politica. Io capisco anche i partiti che vogliono andare al voto, perché ad esempio nel caso della Meloni è chiaro che ha una forza sottostimata in Parlamento nel numero di parlamentari in confronto a quello che sarebbe un risultato di una consultazione popolare adesso con le elezioni. Come è chiaro che la Meloni sta di gran lunga mangiando la merenda in testa alla Lega Nord e pian pianino la sta svuotando, e quindi è chiaro che la Meloni dica andiamo al voto, raddoppierebbe la sua forza parlamentare. Quindi insomma io capisco i ragionamenti, però anche chi è nel centrodestra, come Sussin, no? Che è un imprenditore, sa benissimo che in questo momento la stabilità politica è una cosa che serve a tutti. Draghi è garanzia di stabilità e di continuità, quindi dice Montanariello il voto può attendere, il Paese ha bisogno, ha altre urgenze. Beh, dottoressa, le dico, Draghi non è che stia facendo un grandissimo lavoro, abbiamo grossi problemi a 360 gradi e quindi io non sono proprio convinto che il fatto di mantenerlo al suo posto ci dia stabilità.
Io sono dell'idea, come dicevo prima, che la stabilità ce la dà un governo politico stabile e che prende delle decisioni serie, importanti per il Paese. Questo dà stabilità al nostro Paese. Oggi, peggio di prima, secondo me, Draghi ha le difficoltà di mantenere i cocci attorno a lui. Perché? Perché i partiti ormai, c'è poco da dire, sono già in campagna elettorale, non c'è una stabilità come vogliamo far passare oggi al Paese. Il Paese sta cercando di gestire le situazioni, vedi solo il danno che sta facendo alle cessioni del credito, che ci sono tutte le società che stanno facendo riqualificazione energetica per il 110%. Io stesso, che uso la cessione del credito per la sostituzione delle caldaie, siamo tutti bloccati, con i cassetti bloccati, con un sacco di soldi da incassare non possiamo farlo. Quindi questo, se non viene riattivato, tra l'altro questo tipo di cosa a brevissimo, perché comunque se non viene chiarita bene la questione, avremo un sacco di aziende che falliscono, al 110% che si blocca e avanti così. Nessuno parla degli aumenti del gasolio, perché comunque noi abbiamo il 90% della merce che è trasportata in gomma, il gasolio continua, parlo gasolio per dire carburante, perché il gasolio è anche benzina, ma comunque il gasolio, perché comunque i camion non usano quello, continua ad aumentare e quei costi devono essere sicuramente, dopo devono rientrare da parte dell'azienda sotto forma di qualcosa, e ovviamente chi ne va a essere penalizzato sarà sicuramente l'utente finale che va a comprare al supermercato la merce. Quindi tutte queste cose qua, io credo che Draghi, per l'amor di Dio, figura autorevole a livello nazionale, a livello mondiale, dico, però per quello che è il lavoro che sta portando avanti oggi, secondo me non è che stia facendo una gran cosa. Mi ero scordato prima, per quanto riguarda l'autonomia, ovviamente Fratelli d'Italia è sempre stata d'accordo al fatto di avere l'autonomia. 1566 giorni dal giorno che abbiamo fatto il referendum e la maggioranza dei veneti, l'80% ha votato a favore. Io credo che questa possa avvenire solo ed esclusivamente quando ci sarà un governo di centrodestra. Prima, anche se Mattarella così lo ha ventilato, non riusciremo ad averlo. Pertanto, ripeto, per quanto riguarda la stabilità del nostro Paese, sono dell'idea che in questo momento qua abbiamo grosse difficoltà a mantenerla, perché i partiti sono già in campagna elettorale. Susini, lei ha parlato di caro carburante, ma c'è anche il caro bollette, energia che sta pesando, sì. E voi imprenditori lo sapete molto bene. Sì, certo, non fa. Io ho parlato del carburante, ma ovviamente l'energia è una di quelle che oggi fa la differenza, tenendo conto che fatto 100 una fattura del gas o dell'Enel, il 65% sono tasse, e io Draghi lo inviterei a fare una riflessione sul fatto che magari le accise che ci sono oggi e che continuiamo a pagare magari per la prima guerra mondiale, ma non sono solo questi, ce ne sono un sacco di cose che si possono andare a limare, anche tutti quanti quegli incentivi che il cittadino sulla bolletta paga per la riqualificazione energetica, secondo me oggi si possono togliere, visto che stiamo già dando un fracasso di soldi per il 110%, per il 65-50%, cioè c'è un certo lavoro che si può fare. E ripeto, se Draghi fosse effettivamente, non voglio dire all'altezza, perché probabilmente all'altezza lo è, solo che ha una maggioranza di governo che non glielo permette di lavorare come potrebbe lavorare, insomma. Montanariello, voi come Partito Democratico in Consiglio regionale vi state battendo sul fronte del trasporto pubblico non di linea. Qual è il rischio?
Sì, ci stiamo battendo su questo, tra l'altro anche, devo dire la verità, trovando nella maggioranza, anche nelle figure dell'assessore, una ottima sponda, un'ottima alleanza. Il problema nasce che il 4 novembre sostanzialmente il Consiglio dei Ministri ha approvato il disegno di legge sulla concorrenza 2021, una delle norme che ci chiedono appunto per accedere al PNRR. Il decreto di legge delega il governo alla revisione in disciplina di materia di trasporto pubblico non di linea, appunto, e nell'articolo 8 è prevista una revisione per quello che è il servizio di piazza, quindi taxi, NCC e quant'altro, che tra l'altro oggi è un servizio che vige con una tariffa decisa da un ente terzo, quindi le amministrazioni locali, che appunto per una soddisfazione dell'utenza, che si deve rivolgere a una utenza appunto indiscriminata perché è un servizio pubblico. Si tratta di una prestazione dove c'è appunto l'obbligo di darla indiscriminatamente a tutti, e quindi capisce bene, dottoressa, che la deregolamentazione attraverso il libero mercato snaturerebbe quello che è quella che è la natura di un servizio pubblico che deve essere in qualche modo regolamentato dagli enti locali, che ne devono avere sicuramente voce in capitolo, e fatto in questo modo qui darebbe anche un'offerta scomposta per quanto ci riguarda, perché andrebbe a mettere in crisi non solo il servizio ma tutti quelli che sono quegli indotti occupazionali che nel Veneto vedono da noi tanta piccola e media impresa che ci lavora, dove si rischierebbe una liberalizzazione selvaggia che mette in crisi i nostri lavoratori, la nostra piccola e media impresa, un settore così delicato che in alcuni dei suoi segmenti è colpito all'80% dalla pandemia, perché non è che in TV vediamo che le città turistiche sono prese d'assalto al weekend, vuol dire che 365 giorni all'anno questa gente lavora. C'è anche chi si è dovuto vendere l'auto per continuare a fare la spesa a casa con questa pandemia, e quindi sarebbe un colpo fatale per l'impresa veneta. Oltretutto noi a Venezia abbiamo una specificità che evidentemente il governo ha dimenticato, che è quella del trasporto acqueo, dove non è che lì tu ti fai la patente per guidare, cioè, tanto per capirci, le famose imbarcazioni da gran turismo che uno trova a Venezia o al Tronchetto, per essere guidata hanno bisogno di alcuni titoli che uno deve imbarcarsi 18 mesi o addirittura 4 anni prima di poter fare l'esame per avere il titolo e condurre quei mezzi. Lei capisce bene che in questo momento c'è gente che era abituata a lavorare 10 ore al giorno, oggi lavora 2 mesi all'anno. Questa gente si sta anche ricollocando in altri mestieri, in altri settori, nelle fabbriche, a fare i pizzaioli, a fare i giardinieri, perché devono vivere. E quando passa la pandemia noi dove andiamo a ritrovare una manodopera così specializzata dall'alta squisità di territorio veneto, perché è una realtà che abbiamo solamente noi a Venezia? Cioè non è che possiamo reinventarcela dal nulla, visto che ci sono dei titoli che richiedono anni e anni per poterli avere. Si rischia di far saltare qui un intero settore dove, passata la pandemia, questo settore si troverà svuotato anche di quelle professionalità che oggi compongono una caratteristica e una eccellenza anche veneta. E il rischio qual è, concludendo? Che quando riprende tutto ci troveremo chi va a guidare i mezzi senza patente, o ci troveremo il colosso estero che verrà qui in Italia per pagare le tasse all'estero e fare un ribasso di quella che è l'offerta di un servizio pubblico. Noi siamo contro questo, siamo sicuramente per le liberalizzazioni, ma fatte in maniera seria, senza mercato selvaggio, e andando semplicemente a dire il governo quello che vuole, dove vuole che si arrivi, e nella massima trasparenza lasciare ad ognuno i propri mezzi per poter raggiungere quegli obiettivi, senza mettere bocca in delle eccellenze come noi abbiamo qui in Veneto, per alla fine far corsa a due cose: impattare sulla piccola e media impresa creando caos occupazionale, concorrenza in qualche modo selvaggia, e la cosa più importante, servizio ai cittadini di sicuramente qualità discutibile quando il servizio va a ribasso. Io mi devo fermare, ho poco più di 1 minuto e mezzo di pubblicità e poi torniamo insieme ai miei ospiti per affrontare tanti altri temi. A tra poco.
Rieccoci in diretta, abbiamo in collegamento Luigi Susin di Fratelli d'Italia e Jonathan Montanariello del Partito Democratico. Io leggerei insieme a voi i dati del bollettino che non abbiamo ancora visto insieme, il bollettino di Azienda Zero. Sono 10.484 i nuovi positivi nelle ultime 24 ore in Veneto, 1.760 i pazienti ricoverati in area non critica, 58 in meno rispetto al bollettino di ieri e 7 in meno invece i pazienti in terapia intensiva, dove attualmente sono 158 i posti letto occupati. Purtroppo è ancora pesante il bilancio dei decessi, sono 30 le persone che hanno perso la vita nelle ultime 24 ore nella nostra regione. Dunque Susin e Montanariello, si sta allentando piano piano la morsa di questa quarta ondata e da più fronti si chiede ora una riapertura. Il decreto, l'ultimo decreto con le misure sulle quarantene per la scuola vanno proprio in questa direzione. Prima Susin e poi Montanariello, molti ora guardano ad altri paesi europei che stanno proprio allentando le misure restrittive per quanto riguarda la pandemia. Beh, certo, ci sono altri paesi che stanno già allentando e devo dire che l'unico paese che comunque continua a mantenere forti le restrizioni è proprio l'Italia. Oggi ormai siamo arrivati quasi al 90% dei vaccinati. Devo dire che ormai la situazione è sotto controllo sotto un certo punto di vista, perché comunque si è capito come fare anche per curare le persone. Io mi ricordo, faccio parte di quella categoria che ho preso il Covid a dicembre dell'anno scorso, ho stato molto male, devo dire che in quel momento là insomma, non me la sono passata bene. Oggi siamo probabilmente un po' più tutti tranquilli, perché comunque essendo vaccinati, anche se si prende il Covid, come si sta sentendo, il problema è minimo, non ci sono tutte le problematiche che c'erano l'anno scorso, come è successo a me, che insomma ero rimasto una settimana con la febbre 39,5, poi mi sono bloccati i polmoni. Insomma, oggi ci limitiamo a un po' di febbre e certo c'è qualche caso che magari è più grave, ma magari perché ci sono patologie in corso. Quindi devo dire, credo, spero, mi auguro, insomma, come abbiamo sempre detto anche per il Green Pass, stiamo vedendo delle scene allucinanti, perché per andare a bere un caffè, per entrare da qualsiasi parte oggi devi avere il Green Pass. Il Green Pass sappiamo che comunque certifica soltanto il fatto di aver fatto il vaccino, quindi devo dire, secondo me possiamo tranquillamente arrivare a una soluzione dove chi è vaccinato può tranquillamente girare e fare attività, perché dopo alla fine ci sono le attività che soffrono, insomma. Montanariello, andrebbe rivisto anche il sistema delle fasce di colori regionali? All'audio, dovrebbe riattivare l'audio. Grazie. Eccomi qua. Prego. Grazie a lei. Io credo che il ragionamento sia più ampio e non sia sempre tutto politicizzabile nel dibattito. Intanto vorrei sgombrare il campo, magari per anche chi ci ascolta da casa, che non esiste il partito delle riaperture e il partito delle chiusure. Cioè, questo non esiste, perché credo che tutti quanti, indipendentemente dall'estrazione sociale, culturale o religiosa, ne hanno le scatole piene di andare in giro con queste restrizioni, perché stiamo perdendo socialità, perché abbiamo i nostri figli che stanno perdendo anche pezzi importanti del loro stare insieme, delle palestre, dello sport, chi ha bisogno anche, non so, del logopedista di turno che non va più. Insomma, da genitori siamo al corrente che è una morsa che ha imbrigliato le nostre vite, quindi non esiste chi vuole aprire e chi vuole chiudere. Io credo che in Italia forse l'unica cosa che saremmo tutti d'accordo, quello di riaprire. È altrettanto vero, come diceva prima il collega, che il Covid è una realtà. Non possiamo essere negazionisti con i numeri che mostrava prima dottoressa del bollettino di oggi. E quindi è palese che
le cose stanno migliorando, sono d'accordo con il collega, abbiamo un po' imparato a capire di cosa si tratta, di che pandemia è, i vaccini aiutano tantissimo, non ci sono persone in terapia intensiva che hanno le 3 dosi di vaccino. Io mi fido della scienza, non dei curanderi che fanno cocktail di frutta esotica per curare il Covid, come abbiamo visto in questi giorni in qualche trasmissione. E quindi stiamo andando verso, sicuramente, pur rimanendo numeri negativi, una stabilizzazione del problema. I vaccini stanno aiutando, il fatto di essere arrivati in una situazione dove non siamo più come 2 anni fa, perché io ricordo sempre, dottoressa, perché in Italia noi abbiamo la memoria corta. Ci ricordiamo che 2 anni fa dovevamo andare a trovare la scusa del cagnolino che fa la pipì per poter prendere una boccata d'aria fuori di casa? Ci ricordiamo che 2 anni fa la pizza te la portavano a casa solo da sport, dopo un periodo che non te la portavano più neanche a domicilio? Ci siamo scordati che avevamo i 200 metri per andare a fare la camminata se proprio avevi bisogno di una boccata d'aria, ed era già una grande vittoria aver avuto i 200 metri per riuscire a fare 2 passi. Oggi siamo in una condizione, dopo la pizza la vai a mangiare, ahimè, con quelle maledette restrizioni che non vanno bene a nessuno, il caffè in bar te lo vai a bere, a scuola i nostri figli vanno, e quindi qualcosa è migliorato. Ma perché è migliorato? Non certo perché il curandero di turno ha fatto un incantesimo e quindi siamo tutti più felici, ma perché sono state adottate delle norme che piacciono o non piacciono, oggettivi. Io sono uno molto pratico, io guardo le cose come stanno. Da 2 anni a questa parte, nonostante la pandemia, facciamo cose che prima non potevamo fare, cominciando dall'andare a lavorare. E quindi è chiaro che se la tendenza dovesse dirci che si va in questa direzione, siamo tutti d'accordo a rivedere i colori, a togliere. Io sono uno di quelli che vorrebbe togliere le mascherine all'aperto, ma è chiaro che se si va nella tendenza del miglioramento, toglieremo le mascherine all'aperto, si potrà andare a bere il caffè magari anche con meno restrizioni, si potrà ritornare a vivere, ce lo auguriamo tutti. Però per arrivare a questo risultato è chiaro che il percorso che abbiamo fatto finora, al netto delle posizioni opposte, ha premiato perché noi abbiamo, nonostante la pandemia, delle libertà che 2 anni fa non avevamo, e nel rispetto dei numeri e dei morti che lei citava prima nel bollettino, io credo che bisogna continuare questo percorso, augurandoci e lavorando perché si riapra tutto, perché tutti, da uomini, da istituzioni e da cittadini, vogliamo ritornare a vivere come prima. La pandemia non c'era, siamo scelti noi, purtroppo è arrivata e noi possiamo solo difenderci, combatterla e fare di tutto per non intaccare l'economia, che soprattutto in una regione come il Veneto, dove c'è un'economia veloce, facilmente ne risente di questi agenti e fenomeni esterni. Noi dobbiamo lavorare per la salute e l'economia, perché a volte si muore di Covid, ma a volte si muore anche di fame, e noi dobbiamo mettere insieme le 2 cose. Come? Andando avanti con le precauzioni. Quindi una riaperture sì, ma che siano riaperture graduali. Pensiamo ad esempio anche ci sono dei settori che sono fermi da tanti mesi, pensiamo alle discoteche che attendono una data certa per riaprire, con tutte quelle che sono le misure di sicurezza, i protocolli di sicurezza che stessi locali da ballo avevano approvato e presentato. Quindi delle riaperture sì, dice Montanariello, ma che siano graduali, perché rischiamo poi di ricadere nella morsa del Covid. Fidandoci dei numeri, dottoressa, fidandoci della scienza. Guardi, i numeri non sono, i numeri si leggono, non si interpretano. Dopo le feste di Capodanno c'è stata un'impennata di contagi. Personalmente, al netto di chi dice che è una montatura dei massimi sistemi che hanno inventato la pandemia in laboratorio, al netto di quelli invasati, che mi permetto di chiamarli invasati perché voglio fargli un complimento, e personalmente ho conosciuto delle persone che sono andate a fare Capodanno insieme con altre e dopo 4-5 giorni erano in 23, tutti e 23 contagiati. È un dato oggettivo che ci dice che dobbiamo stare attenti. Dopo facciamo tutto ciò che bisogna fare per riaprire non solo le discoteche, ma porte, finestre e portiere delle auto. Ritorniamo a vivere. Facciamolo fidandoci di quello che ci dice la scienza, per non rischiare di fare un passo avanti e 10 indietro il giorno dopo. Susina, la chiusura a lei, una riapertura però, dice Montanariello, guardando i numeri e soprattutto graduale, perché rischiamo di avere la memoria corta e di non ricordarci come eravamo anche appena un anno fa, quando ancora non c'erano le vaccinazioni. Sì, certo, però bisogna anche tenere in considerazione, Montanariello, che
il governo dei migliori, se avesse avuto un po' di coraggio, avrebbe sicuramente messo in condizioni l'Italia di essere vaccinata prima e con magari anche imponendolo come ha fatto per i cinquantenni, e questo era secondo me un messaggio forte che poteva dare il governo agli italiani e anche a quelle persone che non si vogliono vaccinare. Io ne ho trovate tante che mi dicono: io non mi vaccino, se diventa obbligatorio mi vado a vaccinare. Quindi questo è un po' il tema. Il fatto di andare a riaprire è doveroso, lo aspettiamo tutti, perché comunque ci serve, come diceva appunto il collega Montanariello, serve per noi, per i figli, per la socializzazione. Siamo un popolo che siamo abituati a stringerci la mano, ad abbracciarci, a baciarci. Quindi dico, il fatto che questo non si possa fare è comunque già una restrizione. Se noi manteniamo le distanze, usiamo i dispositivi e cerchiamo di vaccinarci tutti quanti, che tra l'altro anche lo dico per chi continua a dirmi che il vaccino non si sa cosa abbia dentro, cioè oggi come oggi il vaccino è il farmaco più testato al mondo, è stato vaccinato al mondo. I dati, i numeri sono numeri, e quindi io a certe persone certe volte contesto il fatto perché ci stava, quando io ho preso il Covid, i vaccini non c'erano, sono entrati dopo un paio di mesi e non c'erano i numeri. Oggi i numeri ci sono certi, sono sicuri, e quindi devo dire, il fatto di avere le persone vaccinate ci darà sicuramente l'opportunità di riaprire anche velocemente, perché secondo me non è più un gran problema anche se si riapre ma in modo veloce. Le discoteche in questo caso qua sono state chiuse, ma come andiamo a fare la spesa, come andiamo a fare altre attività, si poteva tranquillamente far lavorare anche queste persone che ne hanno un bisogno estremo. Tra l'altro sono delle attività che smuovono un indotto non indifferente, e questo è quello che ci auspichiamo, insomma, al prima possibile per tutti quanti, perché comunque noi vogliamo ritornare alla normalità. Assolutamente sì, questo è l'auspicio di tutti quanti noi. Grazie davvero a Luigi Susin di Fratelli d'Italia e grazie davvero a Jonathan Montanariello del Partito Democratico. Grazie ad entrambi, buon lavoro e buona giornata. Grazie, arrivederci alla prossima. Grazie a voi. Noi siamo arrivati in chiusura di questa diretta. Naturalmente l'informazione di Antenna 3 torna questa sera a partire dalle 18:30 con l'edizione regionale dei nostri telegiornali e poi a seguire l'edizione di Venezia, e poi dalle 19:30 tutte le notizie da Treviso e provincia. Grazie ancora per essere stati in nostra compagnia, buon proseguimento di giornata.